E questa mattina ho aperto con questo bellissimo brano, questa colonna sonora che mi ha mandato il presidente dei Solisti Veneti, il maestro Zanella, che ringrazio tantissimo, sempre per ricordare tutte le vittime che continuano a esserci, o coi bombardamenti, o per la stupidità dell'uomo, per arrivare non si sa dove, arricchirsi sempre di più, capendo forse solo il suo interesse, non quello della popolazione. Ieri abbiamo visto il ricordo del Vajont, poi cala il sipario e si va avanti fino al prossimo anno. Io ne parlerò più avanti, come faccio sempre, perché trovo corretto parlare quando tutti calano i sipari, non si sente più niente. E soprattutto ieri guardavo, dopo non so voi, questo cimitero di Longarone dove io sono stata, ho fatto anche l'intervista, ero anche col cardinale Parolin quella volta, che ho portato dei fiori perché trovavo assurdo che non ci fossero fiori, perché è un cimitero molto particolare, ultramoderno. Adesso ho visto ieri qualche piantina di ciclamino, però io vorrei capire che quando ci sono questi importanti monumenti alla morte, al dolore, che ha coinvolto la popolazione, prima di fare questi progetti, presentarli e poi realizzarli, forse sarebbe utile anche coinvolgere la popolazione, presentare 2 o 3 progetti, visto che sono quelli stati più colpiti, che hanno avuto le vittime, e capire cosa decidono, perché a noi non viene mai chiesto niente, però siamo noi poi che paghiamo questi fiori che non ci sono. Avete sentito quella superstite che ha detto mi hanno vietato di portare i fiori, io li porto lo stesso, però mi avevano vietato di portare i fiori. Perché? Eppure il cimitero, il simbolo italiano del cimitero sono i fiori, le lapidi, i fiori, cioè non si capisce perché all'improvviso qualcuno, perché ha il potere, decide quello che devi fare tu, anche se su quella tomba c'è il tuo familiare, il ricordo del tuo familiare. Perciò io chiederei ai nuovi politici che prima di realizzare qualcosa di importante, che ha lasciato un segno profondo, di coinvolgere la popolazione. Sono loro che devono decidere quale progetto dovrebbe essere realizzato. Chi partecipa, chi decide si fa, la maggioranza vince. Non che ci troviamo, qualcuno dice non si poteva fare altro, è bello, ma è bello perché lo dici tu. Sentiamo cosa ne dice la popolazione che forse anche l'ha pagato, perché quasi sempre sono i soldi pubblici che realizzano queste cose. Non dico che non sia bello o brutto, ma coinvolgere di più la popolazione. Ecco perché non va più a votare, perché si è stancata. Avete sentito che numeri ci sono? Cioè forse dobbiamo iniziare a intrigarli. Io ho molta fiducia nei giovani e ne parleremo questa mattina con Fabio Mariuzzo, Asso Cuochi, che è qui in presenza. Grazie Fabio, grazie veramente te, di essere qui. Saluto anche Michela Piccoli, Mamme No Pifas. Grazie Michela anche a te di essere qui, una mamma, una donna soprattutto che si sta battendo per tutta la comunità e non solo, per i giovani e non solo. E saluto anche il professor Attilio Fratta, presidente e dirigenti scuola, è collegato con noi da Foggia e parleremo di bulli, di volontariato che si sposa molto bene. La ringrazio presidente Fratta sempre per la sua disponibilità. Allora inizierei proprio da Michela Piccoli. Cosa ci racconti Michela e soprattutto cosa stai vivendo, com'è la situazione? Tu lavori anche in ospedale, sei infermiera, prego Michela. Ok, mi sentite? Sì, sì, bene Michela. Bene, allora quello che dicevi Mirella è una cosa importante, fondamentale. Hai parlato di partecipazione dei cittadini. Ecco, proprio in questi giorni è uscita un comunicato stampa della Regione che ha proposto uno studio epidemiologico sulla popolazione che noi chiediamo dal 2016. Ecco. Questo studio era già stato, diciamo così, preso in considerazione e doveva essere stato fatto proprio ancora nel 2016, ma poi non abbiamo più sentito niente. In tutti questi anni abbiamo chiesto di partecipare nell'eventualità si portasse avanti uno studio di questo tipo e abbiamo avuto proprio in questi giorni la notizia che la Regione Veneto ha deciso di fare questo studio e noi per questo la ringraziamo, ma siamo stati esclusi come cittadini.
cui non c'è e non c'è stata la nostra partecipazione. Ecco, questa cosa a noi dispiace molto perché secondo me la partecipazione dei cittadini, un po' come dicevi tu prima Mirella, crea il terreno fertile per fare le cose fatte bene, fatte in trasparenza e creano consapevolezza, perché nel momento in cui un cittadino si dà da fare per fare un qualcosa di buono, crea attorno a sé anche la consapevolezza negli altri. Per cui aspettiamo nel vedere che cosa ci propone a questo punto a scatola chiusa, perché noi non sapevamo niente. E cercheremo di capire di che cosa si tratta e che cosa è questo studio epidemiologico che hanno in mente. I medici per È chiaro, l'ambiente sono adesso ci stati sono coinvolti, le Michela? elezioni e no, noi mamme non siamo state coinvolte nel partecipare alla stesura di questo studio epidemiologico e noi da tantissimi anni chiedevamo che fosse partecipato, cioè perché crediamo che la presenza dei cittadini sia importante anche per collaborare, anche per comprendere, per creare maggiore sensibilità. Però ci siamo appunto trovate davanti a lavori già fatti. Michela, i medici per l'ambiente sono stati coinvolti in questo studio? No, non è stato coinvolto nessuno. Allora, Ecco, molto per chiara cui la Michela. delibera non ce l'abbiamo ancora in mano, lo studio non l'abbiamo appunto ancora visto perché nessuno sa niente. Lo abbiamo appreso da un comunicato stampa fatto in questi giorni dalla regione che ci ha messo davanti a fatto compiuto, diciamo così. Per carità, lo studio lo volevamo anche noi, però avevamo piacere di in qualche modo essere coinvolte e di dare anche il nostro contributo. Molto Però chiara non è stato. Michela. Allora sentiamo anche cosa ne pensa il presidente Attilio Fratta, lo studio, il coinvolgimento, i ragazzi, il bullismo, il volontariato. Cosa sta succedendo, presidente? Possibile che non si riesca a capire, poi mi dica perché posso anche sbagliare, presidente, che forse l'educazione civica va fatta all'esterno della scuola, coinvolgendo i ragazzi anche nel mondo del volontariato, con le associazioni che ci sono, siamo in tanti ma non ci conosciamo, anche ieri abbiamo fatto una riunione, si fa fatica a fare squadra, a stare uniti, ecco, ognuno guarda il proprio orticello e si va avanti così senza capire che prima o poi finirà, perché da soli non si va da nessuna parte, avrai il momento, la visibilità perché sei vicina al politico di turno, perché magari hai qualcosa in più degli altri, ma poi alla fine non si sa come andrà a finire. E soprattutto avevo questa mamma con questo bambino che è stata anche ospite a Sveglia Veneti, che saluto, un bambino autistico, la quale dice: mi sono trovata completamente sola, ecco, quando sono uscita con questa diagnosi non sapevo a chi rivolgermi, da chi farmi aiutare, ecco, non sapevo, non c'è conoscenza, ecco, anche la scuola. Allora, Presidente Fratta, vogliamo dare una sferzata e capire che io non devo essere fortunato ad avere quella scuola, ad avere magari il dirigente Fratta, persona sensibile, poi lo sentirete cosa dirà, che capisce veramente i problemi della scuola, ma bisogna superarli, bisogna andare avanti. Noi ci troviamo ogni anno a settembre, mancano gli insegnanti di sostegno, abbiamo tutte supplenze, cioè, ma prego Presidente, cosa vuole dire? Innanzitutto buongiorno, secondo sento pochissimo, faccio fatica a sentirvi, non so se voi sentite bene. No, noi la sentiamo bene Presidente. Bene, meglio così. Allora, come sempre lei pone 50 problemi a quale bisogna rispondere. Allora, partiamo dall'ultima affermazione. Come mai e perché ogni anno arriviamo a settembre e ci sono gli stessi problemi? E beh, qui il discorso, lo sappiamo tutti, è vecchio quanto il mondo. La cosa grave non è tanto, attenzione, che a settembre mancano i docenti, soprattutto di sostegno. La cosa grave, anzi gravissima, è che, ecco, io lo dico anche al Ministro,
che il ministro annunci che dal 1° di settembre ci sono 2.000 o 20.000 docenti di sostegno in più, io mi chiedo invece un'altra cosa, ma chi sono queste persone? Ormai stiamo affidando ragazzi diversamente abili, con BES, con qualsiasi altro problema, a persone che non hanno nessuna specializzazione. Cioè vengono presi perché addirittura fanno domande da supplenza e noi affidiamo, è come dire mettere mettere in una sala operatoria un supplente senza aver verificato nessuna cosa, neanche il titolo di studio. Per insegnare, per fare l'insegnante di sostegno, c'era una volta un titolo di specializzazione di ben 2 anni. Quindi l'insegnante normale e poi c'è quello specializzato che ha 2 anni in più e si interessa solo di quelle problematiche. Oggi è vero che aumentano le persone, quindi il problema principale è la formazione del personale e questo è uno. 2, attenzione, quando i ragazzi, i bambini che si arrivano a scuola, non dobbiamo mai dimenticare che è già abbastanza tardi, e sto parlando in generale del bullismo, eccetera. Nel senso che la prima educazione, non la dobbiamo dimenticare, che avviene a casa. La famiglia è la principale, diciamo, responsabile della formazione, perché quello che noi apprendiamo nei primi 5 anni, non sono ricerche mie, è scientifico, è quasi il 50% di quella che apprendiamo nel resto della vita. Quindi i primi anni sono i più importanti. Io l'ho sempre detto anche in questa trasmissione, il problema più grande che noi abbiamo, sapete qual è? È che noi facciamo corsi di formazione, di preparazione al parto, al postparto, ma al preparto, all'allattamento e tutto il resto, ma nessuno si pone il problema, ma i genitori sanno cosa vuol dire e come educare? Ecco, io l'ho detto perché l'ho sperimentato, l'ho fatto. Io facevo i corsi quando stavo in servizio, prima i genitori. Quando arrivavano i ragazzi a scuola, io convocavo prima i genitori, parlavo con loro, spiegavo bene cosa bisogna fare, cosa devono fare loro, cosa dobbiamo fare noi, perché se si lavora in sinergia, perché io non credo che c'è, salvo le patologie ovviamente, un genitore che vuole male ai propri figli. Non ci credo. È che i genitori fanno una marea di errori. Se il genitore non sa che dire sempre sì, è chiaro, non è educare, no? Si educa più facilmente col no che col sì. Se si cede a tutto, se come dico io ai miei nipoti spesso, l'erba voglio non esiste e tutto ciò che hai lo devi anche guadagnare, no? Che devo dire, cito sempre Rockefeller. Quando il nipotino gli chiedeva $1 per comprare il gelato, lui gli dava una busta e gli diceva vai nell'orto, nel giardino, raccogli le foglie, riempi la busta e poi ti do il $1 per il gelato, perché il gelato te lo devi guadagnare. Allora, queste sono le cose più banali che si possono dire. Il problema principale è la formazione. 1. 2. Cosa sta succedendo, dice Mirella? Niente di nuovo. Succede quello che è sempre successo, il problema è che sta peggiorando la situazione perché è peggiorata la formazione. Chiaro, questo è. Da una parte la famiglia, ripeto, ma poi anche la scuola, perché assumere personale, lo ripeterò per l'ennesima volta, senza aver verificato il possesso delle competenze. Qui stiamo andando più indietro, mentre prima, bene o male, uno aveva un titolo di studio. Per cui si presume che dietro un titolo di studio ci siano delle competenze. Oggi si assumono persone, è chiaro, come docenti di sostegno e non hanno nessun titolo. Hanno un diploma normale, chiaro, come insegnanti di scuola elementare, media, laurea, quello che sia, e a questi vengono affidati. L'unica cosa, grazie a Dio, positiva, e questo va dato merito a Valditara, che ha capito che con quel meccanismo di reclutamento che ne abbiamo in questo benedetto paese, ogni anno cambiava l'insegnante di sostegno. Bene, quest'anno abbiamo la grande novità, che non è da poco, che vengono riconfermati, attenzione, su richiesta della famiglia. Quindi se la famiglia è soddisfatta e contenta dell'insegnante di sostegno, quest'anno sono stati riconfermati. Guardate che questa per il nostro sistema è una rivoluzione,
perché prima ecco, si assumevano le persone solo in base alla graduatoria, tu hai 10 punti, 20 punti, eccetera. Oggi un insegnante che diciamo, è stato ben accolto, che i genitori sono insoddisfatti, eccetera, quindi almeno questo è un passaggio in più. Grazie, la interrompo un secondo Presidente perché abbiamo una telefonata, se no mi cade la linea, poi andiamo anche da Fabio Mariuzzo. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Siamo lì a parlare dei problemi che da 100 anni, dai Montessori adesso, e noi li stai risolti. Ma che voi così tanti anni per capire cosa che serve nelle scuole e cosa che non serve? Siamo lì a parlare, a buttare via il fiato. Ma perché i problemi che da 50 anni, 100 anni del sostegno per i bambini che ha bisogno di un maestro di sostegno? E cosa siamo che parliamo, diremo bravo a questo, bravo a quello, però il problema resta sempre là. Cosa vuol dire? Che anche la politica non gli interessa, non c'è partecipazione, che un politico va bene. Dica, per esempio, questo professore qua, che un dirigente va a Ragni, che ti conosci il problema, risolvilo tu. Cosa c'entra che si mette in mezzo alla politica? Mi pare che sia in grado, tu sei qua da tanti anni che faccio mestiere, basta dirglielo, mi sono convinto che con tanta buona volontà riesce a mettere a posto certe robe. Ma se andiamo ancora a diavolo, Mirella, dai, lasciamo perdere. Purtroppo il mondo va così, il mondo non si è più posato sulla sensibilità, sull'umanità, è poggiato sui soldi. Andiamo avanti a cadenamie, a euro. Purtroppo è vita così. Grazie Rinaldo, grazie. Fammi andare avanti, sei stato chiaro anche questa mattina con le tue riflessioni, ognuno a casa fa le proprie riflessioni, ma è giusto ascoltare. Allora Fabio Mariuzzo, a Socuochi vedremo anche le immagini di questa bellissima iniziativa che ormai sta diventando storica, tutti fanno la competizione per questo dolce che è conosciuto ormai penso non solo in Italia ma in Europa, forse anche nel mondo ormai, perché visto i giri che state facendo, ma soprattutto quello che diceva il Presidente, che ringrazio sempre Fratta per essere così chiaro, così esplicito, l'importanza di creare, di far partecipare questi ragazzi ma con le persone giuste, cioè come se insegnasse a fare questa attività una persona che non ha mai fatto cucina o che è cuoco, certo. Cioè, come dice il professor Fratta, mettila uno ma che competenze ha per insegnare a fare i dolci, a far da mangiare, avere cioè la competenza. Quanto importante è la competenza, Fabio? È moltissimo importante, come giustamente ha detto Attilio Fratta, avere delle persone formate e competenti per fare la giusta formazione. Diciamo che l'inclusione è uno dei progetti e delle sfide più grandi della nostra società in questo periodo. Lo vediamo non solo sul fatto delle persone diversamente abili, ma anche sull'inclusione di tutte le persone che stanno immigrando in Italia e hanno bisogno di trovare un posto accogliente e soprattutto delle regole sicure per poter entrare a far parte di questa società. La società che attualmente è un po' in difficoltà perché trovandosi di fronte a queste sfide con tantissime diversità etniche e culturali, le difficoltà di inclusione diventano molto importanti. Di conseguenza bisogna che la società si prepari e sia in grado di affrontare queste sfide. Come si può fare? Appunto, come abbiamo detto prima, con una buona programmazione, come ha detto Attilio Fratta, con il parlare con le persone. Lui giustamente ha fatto una frase molto importante: io parlo con i genitori prima che con i ragazzi. Questo è importante perché giustamente anche noi, come siamo genitori, abbiamo i figli che vanno a scuola, i miei sono già grandi, grazie a Dio, però quando si entra nel mondo della scuola è un mondo diverso dal mondo della casa, eccetera. Quindi i ragazzi vanno preparati, gli va spiegato, gli va insegnato a confrontarsi con gli altri ragazzi che sono di altre società, di altre culture, e quindi è qualcosa che può essere anche di grande valore per la scuola, perché riuscire a creare un dialogo tra le varie culture, riuscire a creare un momento di incontro tra i ragazzi e i professori, che poi sono i formatori, sono la parte più importante delle scuole.
Lì dobbiamo riuscire a far sì che loro si riescano a parlare, a capire e confrontare, perché solo con il confronto e il dialogo si può costruire una società più forte e più sana. Abbiamo Renato da Chioggia, poi continuiamo. Vai Renato. Buongiorno signori, è sempre meravigliosi con le vostre trasmissioni che vanno proprio sul punto per far capire alla gente. Niente, volevo riallacciarmi al discorso del signore di prima che niente ha gettato un tappeto rosso sul discorso valido. Cioè, se crediamo ancora che le famiglie, certe famiglie, insegnano ai figli, non è più così. Purtroppo i figli sono più ribelli di quello che eravamo noi, perché anche noi siamo stati ribelli in base ai nostri papà, diciamo, perché gli anni cambiano, ma siamo arrivati a un punto che non si tengono più. Le televisioni, i cellulari, la scuola purtroppo quando un professore grida, ahimè il professore deve anche un po' stare attento perché viene subito denunciato dagli allievi perché il papà, io denuncio il professore, o se no ancora in casi più gravi vanno a scuola a minacciare i maestri, i professori, come ben voi sapete perché avete anche parlato di questo. È quello che io dico, se noi crediamo ancora nel buon senso della gente, siamo molto, molto fuori strada. Purtroppo, devo dirlo, purtroppo è così. Poi apro e chiudo una parentesi. Manca questo, mancano professori, mancano infermieri, mancano dottori, mancano forze dell'ordine, ma noi le tasse le paghiamo intere però. Ma che parola che ho detto? Noi le tasse le paghiamo intere, non è che mancano. Giusto? Vi ringrazio, mi scuso il disturbo, è sempre meraviglioso. Non disturbi Renato, la trasmissione è vostra, ci mancherebbe. Michela, cosa rispondi? Tu invece che vivi una situazione diversa, il coinvolgimento delle famiglie, dei genitori, dei ragazzi stessi, questi ragazzi bravi che si sottopongono volentieri a questo test per capire anche loro com'è la situazione nel loro corpo. Prego Michela. È caduta Michela. Allora andiamo dal professor Fratta. Professor Fratta, ecco, come commenta queste telefonate, quello che ha detto anche Fabio Mariuzzo, prego. Allora, di quello che ha detto il nostro chef sottolineo e sottoscrivo ogni parola. Idem le considerazioni, se ho capito bene dalla telefonata del signor Renato. La situazione la conosciamo, la sappiamo. Quello che meraviglia è che noi analizziamo i fenomeni, però poi non andiamo alle soluzioni. È chiaro che i ragazzi oggi sono isolati, che i ragazzi stanno sempre col cellulare, che i genitori vanno a scuola e anziché tirare le orecchie al figlio, fare addirittura ricorso, attenzione, quest'anno sono stati ricorsi ai diplomi perché mio figlio ha avuto 100 e invece bisogna mettergli 100 in lode, cioè il genitore che va addirittura al TAR, no, perché il figlio meritava 100 in lode, l'ha deciso lui. Quindi i fenomeni li conosciamo, il problema è che poi ci fermiamo alle analisi, è chiaro? Tutto quello che ha detto il signor Renato, chiaro, l'unica cosa che non condivide, le tasse le paghiamo, alcuni pagano le tasse perché non le pagano tutti, il resto è sacrosanto. Quindi dobbiamo passare poi alle soluzioni, che devo dire, io dico sempre che mi proclamo mazziniano, pensiero e azione, punto. Allora le cose le pensiamo, le analizziamo, però poi dobbiamo decidere. Non ci sono gli insegnanti formati, e formiamoli. Non ci sono i genitori preparati, e prepariamo. Ragazzi scusatemi, dobbiamo tenere presente un principio sacrosanto: l'uomo è un prodotto di cultura, l'uomo si forma. Come li formiamo, così ce li troviamo. Come li prepariamo, così ce li troviamo. Punto. Chiaro, soltanto che il problema scuola, come diceva un grandissimo, mi pare che fosse anche di origine veneta, Gozer, la scuola purtroppo, grazie a Dio, produce un capitale che non si vede all'istante. È un capitale invisibile che si chiama cultura, i cui danni si vedono dopo, non si vedono. Se io lavoro in un'azienda e produco bicchieri, i bicchieri sono rotti, si vede subito. Se io invece di formare un bambino, un ragazzo, un giovane, un adolescente che sia, purtroppo faccio errori, quelli non si vedono all'istante.
Chiaro, quelli si vedono dopo e c'è un costo sociale, questo è il paradosso dei paradossi, spendiamo un sacco di soldi nella formazione, poi la formazione non c'è o è addirittura distorta e poi abbiamo altri soldi per mantenere le persone e quindi potete collegare, mancano le competenze, cioè è un circolo vizioso. Allora, Qua non c'è dobbiamo dubbio, cominciare Presidente, questo abbiamo un'altra telefonata, abbiamo Sandra da Padova, vai Sandra, poi continuiamo. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Io do ragione al professore che sta parlando, perché è vero, la formazione, i vantaggi, la cultura si vede dopo, ha ragione. Volevo tornare appunto su un discorso della scuola, io ormai è tanti anni, però ho sentito ieri che adesso fanno dei corsi, non so se ho visto il telegiornale, privati o pubblici, della calligrafia, perché i ragazzi, è vero, non sanno scrivere, ma non sanno scrivere perché sono abituati ai tasti del computer. Allora io, che ho una certa età, Mirella, ho fatto le avviamento commerciali e devo dire che avevo calligrafia, ho una bella scrittura, igiene, musica, educazione civica, al di là di matematica, stenografia, dattilografia, avevo un sacco di materie che mi hanno formata. Quando io ho smesso la scuola, che purtroppo non ho potuto per motivi familiari, come ho già accennato una volta, a continuare la scuola, perché una volta era una forza lavoro in famiglia, io sono andata a lavorare subito, Mirella, in un ufficio, perché era una ragioneria più succinta, partita doppia, ragioneria, pratica commerciale. Adesso, meno male che qualcuno si è accorto che stiamo tornando indietro. Grazie Sandra, fammi andare avanti perché ho anche il collegamento con Michela, ma sei stata chiarissima. Ricordo a chi non lo sa che a San Daniele del Friuli c'è un corso di calligrafia per i ragazzi, pensate, è molto frequentato anche dai ragazzi, non lo sa nessuno, professore, non lo sa nessuno, eppure è un fiore all'occhiello anche Certo. del territorio, però queste notizie non vengono date, non si fanno vedere qui i ragazzi bravi, come li chiamo io, che vanno a questo corso per imparare a scrivere bene, a come si tiene la penna per scrivere bene, cioè le cose buone non si sanno. Allora sentiamo Michela, che è tornata. Michela, allora Michele, il coinvolgimento delle famiglie, il coinvolgimento dei ragazzi, ecco tu invece, voi mamme avete fatto l'incontrario, poi si sono avvicinati anche i papà per portare veramente questo tema così delicato alla ribalta, però tanta fatica, non è un tema che tutti volevano trattare, ecco i media, i mass media, la comunicazione è fondamentale per voi e soprattutto le famiglie invece, questi genitori che sono sempre all'angolo perché non si preoccupano dei figli, perché non parlano con i figli, voi siete un'altra realtà invece del territorio, una realtà che invece sta coinvolgendo tante famiglie, tanti genitori, perché la famiglia è composta da tanti nuclei, da tante età. Prego Michela. Sì, sentivo prima parlare il professore, noi come Mamme No Fas, insieme all'associazione, cioè sotto la direttiva di questa associazione che si chiama CILSA, ed è la signora Donata Piero, era un'ex dirigente scolastica, sta portando avanti un progetto e fino adesso è il quinto anno che va a parlare nelle scuole del problema ambientale e a sensibilizzare gli insegnanti e i ragazzi in merito alle problematiche dell'inquinamento da FAS. Per cui è chiaro che bisogna lavorare su molti fronti, perché un cittadino che ha una conoscenza diciamo così a 360 gradi e viene fin da piccolo, fin da giovane reso sensibile ed educato, avremo un domani un cittadino che potrà portare avanti con le proprie gambe grandi cose in merito anche all'inquinamento. Parliamo tanto di guerra e questa cosa anch'io ho cercato a modo mio di portare avanti la sensibilizzazione nei confronti della guerra, ma c'è questa guerra terribile, silente, nascosta, che è dovuta all'inquinamento. Questa fa tantissimi morti ogni anno, persone che si ammalano, e per cui dobbiamo anche nei confronti dell'inquinamento, soprattutto nella nostra regione dell'inquinamento da FAS,
sensibilizzare le persone, fare in modo che questi PFAS non vengano più prodotti, ma la cosa principale è la bonifica del sito Mitteni, che siamo sempre fermi. Non Allora si sta Michela, io muovendo corro niente, e perché l'inquinamento purtroppo da là la continua puntata ad sembra lunga uscire. ma è cortissima perché l'ora vola. Ecco, hai uno dei massimi dirigenti scolastici. Io sono convinta che anche la scuola è fondamentale per le vostre battaglie. Ecco, l'hai detto anche tu, sensibilizzare. Ecco, cosa chiederesti al presidente Fratta questa mattina proprio per il coinvolgimento delle scuole su un tema così importante come sono i PFAS, l'inquinamento? Si fa, è vero, però è anche difficile a volte trovare anche dirigenti che capiscono l'importanza di far entrare, ecco, queste persone all'interno delle scuole e soprattutto l'investimento che bisogna fare per avere la possibilità di avere delle persone preparate, delle persone che spieghino veramente a questi bambini che a mio avviso, Michela, già dalle elementari sanno benissimo la realtà, delle volte fanno domande che ti mettono con le spalle al muro, sono cresciuti in fretta, non sono più i bambini di una volta. Cosa chiederesti al presidente Fratta, Michela? E chiederei appunto di aderire a questa nostra iniziativa che ormai ha visto centinaia di scuole aderire in tutte le province di Verona, Vicenza e Padova. Siamo andate anche a parlare alle scuole elementari, chiaramente in forma, diciamo così, diversa. E più i bambini sono piccoli, più i ragazzi sono giovani, più sono spugne, sono sensibili. Chiaramente noi non entriamo in merito della politica o dei partiti, chiamiamo così, ma partiamo proprio da quello che è la politica del basso, cioè insegniamo ai figli a non gettare la cartina per terra, no? Si parte da lì. Poi si arriva al avere maggiore sensibilità in quello che sono i sversamenti, i rifiuti, tutti i comportamenti che possono portare a danneggiare l'ambiente. Ricordiamoci che noi siamo parte dell'ambiente. I PFAS sono molecole chimiche che entrano nel nostro sangue, per cui un comportamento sbagliato da parte di un'azienda, e questo è stato appunto dimostrato con il processo, un comportamento doloso, per cui voluto da parte di un'azienda, ha contaminato il sangue di 350.000 persone. Per cui ogni nostro comportamento alla fine porta ad un risultato, ogni azione ha i propri. Anche perché Michela ricordiamo anche il presidente da Foggia, ma ricordiamo anche le mamme di Taranto che hanno manifestato con voi, che sono venute a Venezia, che si stanno muovendo, perciò non è che Foggia sia così lontana da quella che è la realtà. Allora, prima di andare in pubblicità però vorrei sentire cosa ne pensa il presidente Fratta di quello che ha detto Michela. Ecco, una scuola che entri ancora più nel tema dell'inquinamento e dei problemi adesso legati. Prego, Presidente. Microfono. Microfono, Presidente. Allora, sì, anche questo è un altro grandissimo problema che diciamo io affronto anche quotidianamente per un altro motivo che non c'entra niente con la scuola. Mio genere insegna all'università scienze degli alimenti, inquinamenti e cose di questo genere, per cui mi fa una testa ogni giorno. E torniamo sempre al punto di partenza, la formazione. Allora, se il titolare di un'azienda inquina l'ambiente, è chiaro, uno non lo dovrebbe fare se fosse una persona formata. Due, e qual è il deterrente? Perché l'altro tema è che va collegato un po' con tutto il resto, è che di fronte a comportamenti scorretti c'è la impunibilità. Allora, se 350 ragazzi hanno avuto problemi, ma il tizio che inquina l'ambiente, chiaro, l'azienda che getta rifiuti nelle falde acquifere, che gli succede?
Perché il tema, diciamo, importante è anche questo. Cioè, noi viviamo in un paese dove purtroppo uno può fare quello che vuole, alla fine della fiera non gli succede un bel niente. Questo cosa devo dire alla signora? La scuola è chiaro che può fare e deve fare, è chiaro? Però siamo sempre lì. Corriamo, no, dietro a problemi che bisognerebbe prevenire. L'ambiente non bisogna inquinarlo. Educhiamo i ragazzi ma i ragazzi educhiamo a che cosa? A non buttare la carta per terra, e siamo pienamente d'accordo. La settimana scorsa io stavo in Calabria, un amico che stava con me si è meravigliato che io ho tenuto un pezzo di carta in mano, forse per 10 minuti, finché ho trovato un cestino. Ma attenzione, io non mi sono posto il problema non si butta per terra, perché è un automatismo. La mia formazione è tale che io per terra non ci butto neanche la cicca di sigarette, ma non perché mi guardo intorno, e qui scomodo un altro psicologo svizzero, Zulliger, mi guardo intorno e dico la guardia non c'è, non mi vede nessuno, posso buttare. No, io non butto perché sono formato. È un automatismo, la carta l'ho tenuta in mano 10 minuti finché non ho trovato un cestino. Ma non, è chiaro cosa voglio dire? Quindi siamo sempre al problema, la formazione. Da piccoli, ecco, a Taranto qual è il problema? Taranto sta qui dietro le spalle, si può dire. Sappiamo tutti qual è il problema. Allora, delle due l'una. Allora, sto stabilimento, se inquina, se fa morire persone, bisogna decidersi una volta per tutte che cosa fare. Da una parte protestiamo che ci sono i tumori, l'inquinamento, eccetera, dall'altra parte la produzione non c'è la disoccupazione. Allora, il problema lo sappiamo qual è. Quello stabilimento non andava costruito a Taranto, punto. Punto, proprio punto, Presidente, perché devo andare assolutamente in pubblicità. Allora, il Presidente Fratta ha detto Mirella fa 50 lanci di richieste di risposte, adesso gliene faccio una in più, Presidente. Ne parlavo adesso con il Presidente con Fabio Mariuzzo a Socuochi. Allora, io ho visto in uno Stato europeo che a scuola i bambini si preparano il pranzo. Naturalmente aiutati da questi esperti, e loro si preparano il pranzo che mangiano poi nelle mense. Perché non lo facciamo anche noi coinvolgendo queste associazioni che abbiamo la fortuna di avere preparati a preparare il pranzo che loro mangeranno durante la mensa? Però, Presidente, quello che non riesco a capire è che lo studio dice che questi bambini poi oltretutto i cibi che non mangiavano prima, preparati da loro li mangiano, cominciano a conoscere i gusti, cosa sono le pietanze, le erbe, gli aromi, le spezie, ed è cioè non è che non si fa perché l'ho visto. Perché non iniziamo a farlo anche noi, visto che i bambini non mangiano la frutta, non mangiano le verdure, non voglio questo, non voglio... E poi un futuro anche magari di igiene, di ordine, di correttezza. Ecco, intanto sentiamo Fabio Mariuzzo cosa ne pensi, poi sentiamo Fratta. Diciamo che dal punto di vista qualitativo per i ragazzi è molto importante questo, perché già il contatto stesso con la materia prima, trasformare una materia prima che può essere una patata, che può essere una mela, e andare a toccare con mano, sentire le consistenze, giocare, perché poi per i ragazzi diventa sempre un gioco, esatto, questo preparazione degli alimenti, e questo fa sì che loro capiscono il valore del prodotto che hanno in mano, capiscono la raccolta differenziata, capiscono come si fa a trasformare un prodotto che prima è insignificante, che è una cosa non commestibile, a trasformare in qualcosa di commestibile, qualcosa che ha un sapore, ha un gusto, e questo fa sì che la manualità e lo spirito di collaborazione, perché poi su una cucina c'è sempre una collaborazione, c'è sempre un lavoro di squadra, di conseguenza questo porta sicuramente a uno sviluppo intellettivo del ragazzo e soprattutto di coesione con gli altri ragazzi, perché tutti assieme, lavorando nella stessa cucina, si riesce a preparare quello che è il pranzo, si riesce a preparare i profumi, a sentirne i profumi, si riesce a sentire la qualità di quello che si fa, e sicuramente, come hai detto giustamente tu prima, il fatto che prima un ragazzo non mangiava dei prodotti, degli alimenti perché non gli piaceva, perché non li conosceva, vedeva solo il colore verde sul piatto o una sensazione diversa, toccandoli con mano e trasformandoli porta sì che
il gusto e le papille gustative stesse si sviluppino, si crei quella salivazione della bocca che fa venire voglia di assaggiare e di mangiare il prodotto. Di conseguenza avremo appunto ragazzi che mangiano molto di più, che mangiano cose che prima non conoscevano, e quindi potrebbe essere sicuramente un bel programma da portare avanti nelle scuole. Fratta, Presidente, cosa dice? Abbiamo perso il Presidente. Sì, io dicevo, negli alberghieri è così. Io ogni tanto visito delle scuole dove ci sono appunto le mense, vedere questi ragazzi che cucinano, che preparano, c'è un entusiasmo, ovviamente apprezzano moltissimo. Il problema è come si fa a fare una cosa del genere, che è sacrosanta, perché se uno sa apprezzare, posso fare una battuta? Io ho deciso, visto che ho lo spazio in una casa, ho deciso di crescere anche delle galline, degli animali, delle caprette, eccetera. Il giorno in cui mio nipote mi ha detto: nonno, ma le uova si comprano al supermercato, e da lì mi si è aperto un varco, no? Per cui vedono l'orto, cioè non partecipano a queste cose, per loro tutto è dovuto. Allora nella scuola però è difficile. Come si fa in una scuola elementare a far cucinare, a far partecipare alla preparazione dei cibi ai bambini, quando non ci sono neanche le mense? È chiaro, le mense non ci sono proprio, quindi sarebbe una bella cosa. È chiaro che tutto ciò che uno fa e produce lo apprezza molto di più, chiaro? Il problema è che bisognerebbe, siamo sempre di coinvolgere anche le famiglie. La mattina si fa molto prima a comprare la focaccia, a comprare la Nutella, a comprare altro, e si mette, no, è la merendina che i bambini portano a scuola. Siamo pienamente d'accordo, se si prepara si gusta di più, si apprezzano i cibi, si capisce l'igiene, l'alimentazione, cosa fa bene e cosa fa male. E come si fa? Questo francamente non saprei dare nulla. Andiamo a copiare dove lo fanno già, Presidente, visto che lo fanno in paesi europei. Allora andiamo a copiare, vediamo, forse si investono di più su questa scuola alternativa, magari i fondi del PNRR, oltre alla quarta corsia e alle case di comunità, una scuola più rinnovata che abbia anche le mense, la possibilità di avere le cucine, di avere quello che serve. Io non penso che sia così difficile, Presidente, è la volontà, Presidente, che manca, la volontà è che manca. Allora Fabio Mariuccio, vediamo anche queste foto bellissime, perché devo correre, di questo tiramisù domenica, così lo facciamo così sognare anche al Presidente Fratta, che magari è anche un buon gustaio, e sentiamo se a lui piace il tiramisù. Ecco, questa giornata dove ha visto una partecipazione incredibile di persone, ma soprattutto questi ragazzi che dicono non hanno voglia di lavorare, sabato e la domenica non si spostano, vogliono essere pagati. Cioè noi invece abbiamo visto dei ragazzi molto impegnati e bravi. Prego Fabio. Domenica è stata l'8ª edizione del tiramisù di Treviso, quindi una giornata speciale, partita sotto la pioggia, quindi con varie difficoltà, però poi siamo riusciti veramente a trovare il giusto percorso. È uscito il sole, le piazze si sono riempite e quindi è iniziata la vera festa del tiramisù. Abbiamo fatto tantissime attività durante la giornata, che è cominciata con le challenge, il tiramisù challenge, quindi il tiramisù preparato dai non professionisti e che vengono consegnati nelle piazze, dove c'è una giuria dell'associazione Cuochi, appunto, che esprime il giudizio, e poi dalle 4 piazze viene eletto un vincitore, che viene portato nel pomeriggio alla Loggia di Cavalieri, dove viene fatta la finalissima del challenge, appunto. E quindi è stata una delle prime attività della mattina. La mattina poi è partita con la passeggiata. Ma c'è qualche foto del tiramisù, Treviso. Speriamo, Sì. Prego, queste sono foto appunto di domenica, quando avevamo i nostri giudici con la grembiule nero che differenziavano il giudice dai partecipanti al challenge con il grembiule invece marrone. E un'altra cosa molto importante, in Piazza Borsa abbiamo fatto il tiramisù ben fatto, che è organizzato appunto dai ragazzi con una programmazione differenziata. Questo è stato un grande lavoro svolto proprio per riuscire a coinvolgere le scuole all'interno del Tiramisù Day. All'interno l'organizzazione è stata affidata appunto al Dipartimento Solidarietà ed Emergenza del Veneto, che è una costola dell'Associazione Nazionale Cuochi, che appunto si occupa delle attività delle cucine nelle emergenze, e loro attraverso
dall'organizzazione sono riusciti a portare ben 12 scuole della Regione Veneto a Treviso, con ragazzi appunto con una programmazione differenziata, che erano seguiti da un insegnante e da un assistente, un allievo, un compagno di scuola, e lì hanno fatto direttamente i tiramisù in piazza con una giuria selezionata, e hanno preparato il tiramisù. Cioè, ma sto tiramisù non viene fuori comunque, non ho visto ancora un tiramisù, Fabio, una foto del tiramisù, vediamo se riusciamo a vederla, prego Fabio. Questi sono i ragazzi dell'ADF, i ragazzi appunto che sono venuti a darci una mano. Ringraziamo la scuola ADF di Valdobbiadene con Marco Pesce, che conosci bene, Alcide Candiotto, anche lui è sempre stato qui come vostro ospite, e con loro appunto hanno portato tre classi delle scuole che ci hanno aiutato tutto il giorno. Abbiamo visto dei ragazzi veramente volenterosi che si sono impegnati. Finalmente, eccolo qua, finalmente. Abbiamo lavorato tutto il giorno con questi ragazzi che si sono impegnati sia nella preparazione del tiramisù, del sporzionamento del tiramisù, poi c'erano ragazzi invece che collaboravano con l'ASI, che è l'associazione sommelier, perché abbiamo fatto una degustazione anche di un prosecco di OCG superiore, quindi è stata una giornata molto intensa, esatto. Nel pomeriggio appunto abbiamo fatto quello che sono i laboratori dei bambini, e quindi avevamo le lady chef, le ragazze appunto dell'associazione cuochi, che si sono occupate di ragazzi molto piccoli, 7-8 anni, e gli facevano fare il tiramisù direttamente lì sulla piazza, e quindi c'è stato un coinvolgimento di più di 100 bambini con le loro famiglie che sono venuti lì a vedere i bambini che si sono divertiti a creare il tiramisù direttamente sul posto. Pensa che nella giornata di domenica abbiamo fatto oltre 10.000 porzioni di tiramisù con lo scopo benefico, perché la raccolta fondi appunto viene donata a Telethon, quindi sulla ricerca, e a piccole associazioni locali, ma negli anni abbiamo raccolto migliaia di euro da donare appunto a Telethon. Se solo pensiamo a quanti tiramisù abbiamo, sono 10.000 tiramisù, calcoliamo che sono circa 320 kg di mascarpone fresco che ha sponsorizzato la latteria Soligo. Abbiamo usato oltre 200 kg di tuorlo, immaginate 200 kg di tuorlo con il mascarpone. Magari pensare che i veneti schiacciati dalla crisi il prossimo anno non sarebbe male, visto che ci sono queste piccole associazioni, perché visto che siamo nel territorio a Treviso, ma qualcuno forse si dimentica di questa realtà, ma non importa, noi andiamo avanti lo stesso. Fabio, un'altra cosa importante, ecco, questi bambini che tu hai detto coinvolti, e soprattutto i diversamente agili, questi ragazzi che nonostante il diploma dell'alberghiero poi fanno fatica a trovare lavoro, culturalmente siamo un territorio che non si fida, è troppo impegnativo, mi crea problemi, cioè viene visto come nonostante il diploma una persona che non può essere inserita, e i numeri li abbiamo e non ci sono purtroppo per questa realtà. Tu cosa vuoi dire? Purtroppo sì, è una sfida non facile questa, perché sappiamo tutti, diciamo, nel lavoro della ristorazione, dell'hotellerie, le cucine come hanno un'attività molto frenetica, visto il poco personale di solito disponibile e le ore lavorative che sono molto intense, perché poi quando il ristorante apre, la presenza appunto di commensali che arrivano, i tempi stretti per il servizio, tutti abbiamo fretta quando andiamo al ristorante, vogliamo tutto subito, buono, bello, e di conseguenza questo cozza un po' con l'inclusione di queste persone, perché manca effettivamente la formazione e il tempo per seguirli, no? Di conseguenza qui appunto bisognerebbe, noi primi come associazione, poi assieme con il territorio, assieme con la provincia, la regione, riuscire a creare dei programmi per includere questi ragazzi, per riuscire a far sì che il ristoratore abbia delle agevolazioni, ci siano magari dei tutor o qualcuno che possa aiutare a seguire questi ragazzi, anche perché immaginiamoci nelle cucine ci sono fuochi, coltelli, quindi attrezzature anche pericolose, di conseguenza ci vuole una certa formazione anche sul personale che è all'interno del ristorante, all'interno dell'azienda che ospita questi ragazzi, perché poi devono essere appunto formati per controllare cosa sappiano fare, cosa possono fare, cosa non possono fare. Nel momento che hanno un diploma io penso che sia anche una garanzia il diploma, che questo ragazzo ha fatto il percorso e perciò può benissimo trovare, però naturalmente ci vuole la formazione anche all'interno. Esatto, questo è molto importante, la formazione, perché appunto i ragazzi diversamente abili hanno sicuramente questa predisposizione alla cucina, gli piace,
efficace, quindi come dicevamo prima il lavorare a contatto con gli alimenti è uno dei lavori più gratificanti che ci sono. Logicamente, come dicevamo prima, se riusciamo a creare la giusta formazione e la giusta inclusione di questi ragazzi all'interno dei ristoranti, sarà molto più facile per tutti riuscire poi a inquadrarli e a metterli all'interno di queste realtà. Diciamo che stiamo già lavorando appunto su alcune realtà che però sono ancora un fiore all'occhiello del territorio. Parlavamo prima assieme di Casa Vittoria, che è un po' un progetto pilota che però sta dando i suoi frutti e sta dimostrando che l'inclusione si può fare. Basta volere. Basta volere, esatto. Grazie veramente a Fabio Mariuzzo, Associazione Asso Cuochi è stato con noi. Michela Piccoli, tu invece cosa vuoi dire? Adesso la regione cambierà, non ci saranno più i soliti noti che ormai vediamo da tanti anni, ci sarà una rivoluzione, ecco, vedremo altre realtà. Io penso che dovete continuare anche per esserci. Io infatti ho sempre detto nell'ultimo periodo che vorrei capire chi sono le commissioni, poi chi partecipa a questi tavoli, perché ogni commissione è specializzata in qualcosa, che si deve occupare di quella cosa anche molto importante che può essere anche i PFAS, e come mai queste mamme, ecco, non riescono a far capire che se siamo arrivati a questo punto e c'è un'attenzione molto alta sui PFAS è merito di queste donne e di queste persone che hanno cercato di sollevare il problema alla grande e poi vengono messe all'angolo. Ecco, io non so, però continua Michela, mi raccomando, perché come ripeto adesso ci sarà un cambiamento radicale anche in Regione Veneto, perciò io sono convinta che voi ci sarete. Io sono convinta di questo, come i medici per l'ambiente, perché siete voi che avete sollevato il problema e che potete portare delle carte molto importanti da far leggere a chi di dovere. Prego Michela. Beh, io lo spero con tutto il cuore. Volevo però ricollegarmi all'intervento dello chef che ha parlato prima, perché anche per quanto riguarda il problema alimentare sono un rischio, un pericolo molto alto, non solo perché appunto gli alimenti vengono innaffiati con acqua contaminata, per cui contengono una percentuale di FAS molto alta. Ma poi dobbiamo anche insegnare ai ragazzi nelle scuole di cucina che le pentole antiaderenti, tutti quei sistemi per la conservazione dei cibi, per cui il packaging, sono altamente contaminati da PFAS, per cui anche qui la scuola entra in gioco, anche qui i professionisti si devono formare. A volte diamo per scontato che tutto quello che facciamo è a posto, in realtà si nascondono delle insidie anche quando noi prepariamo il cibo, per cui ricordiamo che il Teflon, che è contenuto nelle pentole antiaderenti, ha una concentrazione di PFAS elevatissima. Anche lì i consumatori, cioè chi fa da mangiare, chi compra queste cose, in qualche modo concorre al non abbandonare queste molecole. Ricordo che ci sono già dei sostituti di queste molecole e possiamo noi come consumatori cambiare il modo e dirigere, diciamo così, anche in qualche modo delle produzioni diverse. Per quanto riguarda la Regione Veneto, noi speriamo che ci coinvolgano in questo studio epidemiologico. In questo momento siamo andate anche a Lione ad incontrare le mamme della Francia, siamo in contatto con tutte le associazioni che a livello europeo stanno lavorando per dismettere la produzione di queste molecole a livello, diciamo così, europeo. L'Europa, alcuni paesi sono più avanti di noi, altri sono più indietro di noi. Però l'OMS ha detto che la produzione di queste molecole è diventata ormai insostenibile e che dobbiamo agire ed agire in fretta. Per cui la bonifica della Miteni per noi è alla base. Finché da sotto quell'azienda i PFAS continuano a contaminare tutto quanto, il nostro lavoro è fermo. Cioè tutti questi anni, 8 anni di lavoro,
l'obiettivo è quello della bonifica, e sulla bonifica ci devono dare risposte e soprattutto devono agire, e agire subito. Grazie, E vi grazie a ringrazio, Michela grazie. Piccole, mamme no PFAS, che salutami tutte le mamme, i papà, un grande abbraccio, sapete che qui avete le porte aperte, ci mancherebbe, e soprattutto dobbiamo continuare assieme queste battaglie per vincere alla fine la guerra. Finalmente si chiuda questo sito, che è veramente una cosa indegna, quello che sentiamo da Michela. Grazie Michela, sentiamo come ci saluta il Presidente Fratta. Presidente, come ci saluta? Io vi saluto con una considerazione della serie. Il nostro chef, come l'ha chiamata la signora prima, ci crede, si capisce, ha un entusiasmo in quello che dice, in quello che fa, e quindi mi complimento con lui, perché per trasmettere bisogna credere, e si capisce da come parla, dall'espressione del viso, cioè complimenti, insomma, tutto qui, niente di più, niente di meno. Grazie, grazie veramente al Presidente Fratta, professor Attilio Fratta, Presidente Dirigenti Scuola, che è collegato con noi da Foggia. Grazie veramente ai miei ospiti. Pubblicità. Ed è veramente un piacere, adesso lo presento subito, un amico grandissimo, un giornalista e scrittore, Prando Prandi, Aeroclub, perciò non parleremo solo del giornalismo tradizionale, ma parleremo anche di questi libri che faremo vedere, di queste riviste, per far capire che si deve volare. Ecco, dobbiamo volare in tutti i sensi, con mezzi o senza mezzi, ma dobbiamo iniziare a volare, non ci resta altro da fare, dobbiamo spiccare il volo e cercare di mandare dei messaggi positivi. Saluto anche il dottor Claudio Malamace, comandante polizia locale di Conegliano. Grazie anche a lei, comandante, di essere qui. Anche voi fra poco dovrete volare, comandante, perché per le strade non si gira più, lavori in corso, di tutto e di più. Poi ci spiegherà anche, perché anche là dobbiamo capire cosa si può fare per migliorare la viabilità, perché non ne veniamo fuori veramente, è successo di tutto e di più. Però vorrei iniziare proprio con Prando Prandi. Allora, questi libri, 100 anni in volo, ecco, vedremo anche la copertina adesso dalla regia, soprattutto anche queste riviste, per far capire al mondo che c'è un evolversi veramente veloce della scienza, della ricerca, della tecnologia, di questi spazi immensi. Prego, Prando Prandi. Beh, l'occasione, grazie intanto Mirella per l'occasione che mi hai dato. L'occasione è legata ai 100 anni, al centenario dell'Aeroclub di Treviso, che è un'associazione sportiva come tale, quindi ha vissuto un'epoca e sta vivendo la sua nuova epoca, cavalcando il passato con la storia illustre dell'aeronautica trevigiana, che nell'arco di 100 anni, lascio immaginare, ha passato diversi periodi. Ecco, questo tanto per vedere è il primo raduno aeronautico a Treviso negli anni del Novecento, i primi del Novecento, si è svolto a Santa Maria del Rovere, e questo libro proprio propone alcune documentazioni del passato, immagini concessesi anche dal FAST della provincia di Treviso, e quindi spalanca la porta sul passato, quando i voli erano temerari, quando si viaggiava su questi aerei, e quando poi l'Aeroclub, come in questo caso vediamo la prima sede dell'Aeroclub Treviso, nel 1925 è stato fondato. Siamo passati attraverso diverse epoche, quindi la Grande Guerra ha segnato sicuramente quel periodo, e con dei personaggi che hanno fatto la storia dell'aeronautica trevigiana. Cito gli Ancillotto, cito Gabbin, Costantini, Capuzzo. Ecco, l'Aeroclub era in funzione soprattutto di quello che era il mondo aeronautico militare, ma in questo caso vedo al centro la famosa signora Appiani, moglie del presidente, il primo fondatore dell'Aeroclub, Virginio Appiani, che è stato il fondatore e un grande aviatore. Diciamo che quindi queste sono pagine fitte che vanno proprio a cavallo tra due epoche, perché da quel momento, esaurito l'esperienza della guerra, si è parlato anche di volo civile, di volo
portato nell'ambito delle persone che avevano il piacere di volare. In quel periodo sono emersi anche dei personaggi di grande spicco, uno in particolare, Baracca, che è rimasto nella Francesco mente. Baracca. Francesco Baracca. Francesco Baracca non era trevigiano d'origine, era nato a Lugo in Romagna, però era uno degli uomini sicuramente molto seguiti nei cieli trevigiani. Purtroppo mancò perché fu mitragliato dai tedeschi e precipitò. Ecco, vorrei forse soffermarmi un attimo su questa immagine che ritrae Giancarlo Zanardo. Giancarlo Zanardo è stato per molti anni il presidente dell'Aeroclub di Treviso, quindi una persona di riferimento storico, ma soprattutto è un personaggio che con la sua capacità tecnica ha voluto ricostruire fedelmente in scala gli aerei principali di quell'epoca, e quindi sono aerei non solo modellini messi nel suo hangar a Nervesa, ma come vediamo volano. Questo è l'aereo di Baracca, ricostruito perfettamente da lui e dai suoi meccanici, e lui dà sempre spazio a quello che sono le evoluzioni nei cieli trevigiani, che lo vediamo sulla marca, e quindi è un personaggio di riferimento. C'è anche un monumento a Francesco Baracca che forse certo. Qualcuno si dimentica, Certo. forse anche i ragazzi andrebbero portati a vedere, ecco, queste figure che hanno fatto parte anche della loro Sì, storia. una curiosità, il cippo di Baracca è spostato rispetto al luogo dove lui cadde con l'aereo, perché si tratta della Busa delle Rane, che pochi conoscono, che è anche lì vicino, non molto lontano dal cippo, però il cippo è il punto di riferimento di un ricordo Diciamo anche dove si trova Prando, perché magari tanti non lo sanno, a Nervesa della battaglia, famosa Nervesa della battaglia. Certo. Allora, quante cose da scoprire, se abbiamo voglia, che ci sarebbero anche questi ragazzi, intrigarli con queste storie, con questi aerei, ma io penso che la scuola deve cambiare assolutamente, una scuola più intrigante. Allora, prima di passare il comandante della Polizia Locale Claudio Malamaccio, vorrei salutare anche l'avvocato Paola Canziani, presidente prevenzione della sclerodermia. Grazie avvocato di essere qui, veramente grazie, parleremo anche di questi temi molto importanti. Allora, comandante, cosa ci dice? Ecco, per questa viabilità, abbiamo questi cieli meravigliosi, ma mi sa che è diventata un'autostrada anche il cielo, ormai fra poco andrete a dirigere, ecco, non più sulla terra ma nel cielo, non si riesce più a capire cosa fare. Eppure le idee sono chiare, comandante. Il cittadino quando esce la mattina non può farsi le regole che vuole lui, non c'è niente da fare, ognuno esce, fa le proprie regole, non si rispettano, guardiamo in questi giorni quanti morti, che incidenti stradali terribili, causa sempre l'alta velocità, la distrazione. Ma perché siamo così superficiali alla guida di questi mezzi dove dovremmo porre la massima attenzione? Perché bisogna anche dire che voi ce la mettete tutta, non mancano di sicuro le informazioni, non possono dire che non si sa, ecco, no, culturalmente proprio non ci siamo. Prego comandante, cosa vuole dire questa mattina? Microfono, comandante. Sentite? Ecco. Sicuramente dal punto di vista culturale noi italiani ci differenziamo dagli altri perché forse siamo meno rispettosi delle cose. Non siamo l'automobilismo. No, niente comandante, dobbiamo ripristinare il collegamento perché non si sente niente, mi collego con Bosto bene, mi collego con Conegliano, non si sente niente. Capite come funziona qua in Italia? Ecco, forse qualcuno dovrebbe pensarci. Andiamo a salutare, allora, intanto che sistemiamo il collegamento, l'avvocato Paola Canziani, collegata con noi da Milano. Allora, cosa ci racconta di questa sclerodermia? Prego, avvocato. Sì, grazie Mirella per questo invito, sono presente sempre molto volentieri alle vostre trasmissioni che aiutano, credo, a diffondere l'informazione su questa patologia rara, la sclerosi sistemica, conosciuta anche come sclerodermia. Io sono presidente di GIS, che è il gruppo italiano lotta alla sclerodermia, e stiamo attivando proprio in questo periodo le nostre giornate del ciclamino, che tra l'altro sono state presenti anche nel Veneto, a Badia Polesine e in Valpolicella, e attiviamo insieme alla giornata del ciclamino, che vuol dire una
libera offerta, una raccolta fondi, noi offriamo i ciclamini e poi le persone lasciano l'offerta che vogliono, in sostanza, per aiutare la ricerca nei confronti di questa malattia che è rara e diciamo molto difficile da trattare, molto difficile da riconoscere. E noi facciamo anche informazione presso i medici di medicina generale, presso le persone, perché è una malattia un po' subdola, colpisce prevalentemente le donne, molto spesso anche giovani donne, creando dei grossi problemi per tutta la vita, perché è una malattia cronica che può dare invalidità, che può dare problematiche importantissime non solo per la pelle ma anche per i polmoni, per gli organi interni, per lo stomaco, per l'intestino. E contemporaneamente in questo periodo facciamo anche questa attività di prevenzione che secondo noi è molto molto importante e fondamentale, che consiste in un esame diagnostico molto semplice, non invasivo, che si chiama capillaroscopia. In sostanza si mette una specie di sensore qui dove ci sono le unghie per valutare lo stato dei vasi sanguigni e da questo si capisce se ci sono i principi della malattia che in un primo momento proprio interessa le mani. Secondo noi è importantissimo che si parli di sclerosi sistemica, che non deve essere confusa con la sclerosi multipla, che è un'altra cosa. Si chiama anche sclerodermia, ma la sclerodermia è la parte che coinvolge prevalentemente la pelle, quindi crea i problemi. Sclerodermia vuol dire proprio pelle dura, si crea una specie di tipo di pelle diverso, le mani cambiano colore, diventano bianche, rosse, blu. Infatti la sindrome di Raynaud, che è quella più conosciuta, si chiama anche sindrome della bandiera francese, proprio perché ci sono le 3 colorazioni, le mani cominciano a gonfiarsi. È proprio per questo che si dice sclerodermia. È importante perché le malattie rare molto spesso sono lasciate da parte, hanno dei percorsi che sono un po' ignorati. Noi stiamo facendo molta attività anche con le istituzioni, quindi con i nostri politici, con le regioni, anche a livello nazionale, perché è importantissimo creare dei percorsi che siano dedicati alle persone con sclerosi sistemica. Allora, Presidente, corro perché purtroppo il tempo è tiranno. Sì. Lei ha ragione di dire questo, il coinvolgimento di queste associazioni con gli amministratori, che sono le regioni in prevalenza, perché è là che ci sono le riunioni importanti. Prima avevo proprio Michela Piccoli, che è una mamma no PFAS, la quale era molto amareggiata perché è stato deciso dalla Regione Veneto di fare questo test per capire questi PFAS nel sangue come sono, e loro sono state completamente escluse. Questo è molto brutto, perché se i PFAS sono venuti alla ribalta in maniera anche molto forte a merito di queste mamme che hanno lavorato molto, che hanno fatto rete non solo in Italia ma anche all'estero. Ecco, perché escludere questa realtà che abbiamo? Invece io sono convinta che quando ci sono queste commissioni dovrebbero essere invitate gli addetti ai lavori che hanno portato a galla il problema. Perché c'è questa esclusione da parte della politica? Perché è inutile che questo è di non coinvolgere una cittadinanza attiva che ha sollevato i problemi, che si batte per questo, e magari al tavolo delle commissioni siano persone che non sanno neanche perché sono là e cosa vogliono dire, ma stanno zitti tutto il tempo perché non sanno neanche di cosa si parli. Ecco, forse le segreterie dovrebbero capire che abbiamo bisogno di competenza, abbiamo bisogno di partecipazione con le associazioni attive che abbiamo nel territorio, anche come quello che ha detto l'avvocata adesso. Prego, Prando. Ma il mio parere personale è avulso un po' dalla logica degli schieramenti. Noi in Italia siamo abituati ormai ad affidare alla politica in maniera fideistica tutti i problemi nella speranza che si vengano risolti. Però per risolvere i problemi bisogna che ci sia, come dici giustamente te, una preparazione, una capacità di dialogo con i cittadini che viene anche da un'abitudine.
Purtroppo il mondo politico è rarefatto attorno a delle figure che si palleggiano o cambiano addirittura partito, si palleggiano delle responsabilità per poi rimanere invischiate comunque in un meccanismo abbastanza complesso, diciamolo la verità. La politica non è facile, però diciamo che la prevalenza della politica parlata purtroppo rispetto alla politica fatta sul campo nel dialogo con le città è quello che manca, manca perché fa parte della nostra indole, anche perché onestamente non lo scopro io, la scollatura tra l'interesse che c'è da parte della base e le attese e la politica attiva è molto evidente ormai negli anni, anche data dal fatto che questa disaffezione alle urne è data proprio da questa consapevolezza che la politica incide solo fino a un certo punto. Allora le competenze certamente sono importanti, il valore delle persone, mi ricordo che a suo tempo mi avevano prospettato qualche ruolo pubblico in ambiti dove io non avevo assolutamente competenza e io mi sono ben ritratto e rifiutato di poter eventualmente affacciarmi su quelle ribalte perché non era il mio mondo e non avevo capacità. Io so fare le mie cose, le ho fatte, mi piace lo sport, mi piace di scrivere, ma certamente non cederei alla tentazione di andare a fare il politico perché voglio apparire, perché poi purtroppo questo è il limite, quello di apparire anche quindi a disprezzo di quello che può essere il rapporto col cittadino, che d'altro canto deve anche cominciare a imparare a dialogare, non solo a protestare, non solo andare nelle piazze e non solo a aspettare che fideisticamente qualcuno risolva. Purtroppo, e chiudo la mia digressione, tutto si innerva in un tessuto sociale sempre più degradato, dove l'educazione nei confronti del prossimo è peggiorata rispetto al passato. Si diceva che il Covid ci avrebbe fatto tutti più buoni e invece ci ha tutti incattiviti e c'è sempre una massa di pretese senza mai ricevere. Forse Prandi il Covid ha portato a galla quello che era sommerso, che avevamo messo la polvere sotto il tappeto e lui è riuscito a fare emergere questo perché sono problemi che noi trattiamo da tanti anni ma che qualcuno non vuole ascoltare. Lei è la politica, è lei che poi è nella stanza dei bottoni e può dare il supporto a quello che sta dicendo anche l'avvocata, nel senso che io ho bisogno anche di far conoscere, le malattie rare sono tantissime, ma siccome ognuna ha pochi numeri e allora non si riesce ad andare avanti, invece il problema va trattato. Ad esempio ieri avevo una mamma che ha il figlio autistico, avvocata, e quello che mi ha colpito è nel momento appunto malattie rare, anche la diagnosi di mio figlio, mi sono trovata completamente sola, non sapevo a chi rivolgermi perché non conoscevo, nessuno mi diceva se ci sono delle associazioni dove mi avessero aiutato in un percorso terribile quando sai questa diagnosi. Ecco, forse però si fa fatica anche a fare squadra, si fa fatica a metterci assieme, perché tutti ormai facciamo tutto, parlo del mondo del volontariato, però alla fine troviamo la solitudine più grande che riguarda i giovani, gli anziani, proprio per questa divisione. Se invece ognuno di noi capisce che deve fare per quello che è nata quell'associazione e mettere assieme a tante altre associazioni l'aiuto che dobbiamo dare alla persona, ha bisogno del trasporto, perfetto, io ho il pulmini, vado a prenderla, ha bisogno dell'ascolto, perciò l'associazione che ascolta deve aiutarla, ha bisogno di essere curata, di avere, perfetto, l'associazione. Questo, avvocata, ma cosa ci sta succedendo? Perché poi diciamo, i giovani, non abbiamo numeri nei giovani del volontariato, per forza non ci conoscono, non li intrighiamo, facciamo le lezioncine in classe da anni eppure non abbiamo i numeri, vuol dire che questa lezioncina non funziona. Loro vogliono essere intrigati, vogliono essere coinvolti. Prego avvocata, poi vediamo se il comandante Malamace è riuscito a fare il collegamento. Prego avvocata. Ma qui Mirella spalanca una porta aperta, perché in realtà il volontariato sta cambiando tantissimo adesso. Da una parte ci sono imposti tutta una serie di obblighi di natura burocratica, di natura fiscale, di natura giuridica, e non è più il volontariato di una volta. Dall'altro lato però rimangono le persone, pochi giovani, devo dire sinceramente, che invece vogliono fare proprio il volontariato nel senso empatico, nel
nel senso di stare vicino alle persone, di aiutare quando c'è bisogno. Quello che lei dice è assolutamente vero. Io ho riscontrato non solo la solitudine delle persone che hanno la patologia perché si sentono sole, ma anche la mia di solitudine come associazione, perché non si riesce in realtà, a parte le parole, ma qui non stiamo discutendo in questi termini, di parole ne sprechiamo veramente un numero incredibile. Quello che si tratta di gestire invece sono i fatti. Le associazioni dicono sì, certo lavoriamo insieme, bisogna fare rete, bisogna fare questo, quello, quell'altro, però poi ognuno si coltiva il proprio orticello, questa è la realtà, e questo vale anche quando si è coinvolti con i decisori politici. Non dico che le associazioni non sono coinvolte, adesso è di moda sentire le associazioni, lo fanno anche le big pharma, vogliono sentire l'opinione delle associazioni, l'opinione dei pazienti. Sì, sentirle è un discorso, collaborare e realizzare qualche cosa insieme è un altro. I tavoli di lavoro in regione ci sono, quelli che vanno a buon fine, che alla fine concludono qualcosa. Personalmente devo dire che sono molto pochi, non sto facendo il discorso di una regione piuttosto che un'altra, sto parlando ovviamente in generale. E con le associazioni è la stessa cosa, facciamo un progetto insieme, ma quante volte l'abbiamo detto e quante volte questo progetto è stato fatto? Molto, ma molto poche. Purtroppo c'è una specie di individualismo anche nei gruppi. Stiamo diventando una società molto molto individualista, ognuno pensa a se stesso e anche il gruppo alla fine pensa a se stesso. Non è questo lo scopo, il motivo per cui io faccio la volontaria. Lo scopo, il motivo sarebbe cercare di non solo aiutare le persone che hanno bisogno, ma anche creare un gruppo di lavoro che crei al proprio interno anche delle relazioni che siano relazioni valide. Poi per carità non si va d'accordo con tutti, questo lo sappiamo oramai. Però quando c'è un progetto condiviso, quando si va tutti in una direzione, bisognerebbe essere un minimo, un momentino coesi. Però questo è molto molto difficoltoso e sembra tanto più assurdo in un mondo dove c'è la gratuità, quindi non ci sono questioni, o non dovrebbero esserci quantomeno, questioni di natura strettamente economica come nel mondo del lavoro. E l'altro grosso problema, dice bene, sono i giovani. Molte nostre associazioni sono associazioni che cominciano a essere come dire di una certa età, un diversamente giovani li chiamo io, avvocata, diversamente giovani, siamo tutti nel mondo del volontariato diversamente giovani, però con una voglia di andare avanti. Giovani, io pure. Ah, sì. Sì. Allora grazie, allora sentiamo il comandante, anche lei comandante, tante associazioni si rivolgono a voi, specialmente familiari vittime della strada, queste, ecco che anche qua bisognerebbe capire come riuscire, perché siamo in troppi, tutti quanti vogliono fare qualcosa, siamo più di 700 associazioni, ne nascono sempre di nuove, invece di unire le forze ci si divide. Ecco, io arrivo, mi faccio un'associazione e poi conosco il comandante mi dà una mano, conosco il politico mi supporta, se non conosco questo non vado da nessuna parte, rimango agli ultimi posti. Funziona così, comandante, lei lo sa come la penso e lo dico apertamente. Invece il problema è collaborare, come ho detto prima, con chi nel territorio ha seminato, ha sollevato il problema, ha cercato di coinvolgere le famiglie, i giovani, e poi siete voi che sapete la realtà. Ecco, questi giovani, io vedevo anche questa mattina, adesso non ci sono più i monopattini, ci sono queste biciclette elettriche che vanno via a 100 all'ora, non dico 100 ma per far capire, ecco, sulle piste ciclabili, dappertutto, cioè si inventano una al giorno. Non abbiamo più i monopattini, abbiamo questo, questi corrono come pazzi perché sono tutti di fretta oppure voglia di correre, non hanno il casco, non hanno niente. Ma chi è che mette, cioè leviamo il monopattino e mettiamo queste cose qua, ruote grosse così che non sono sicuro biciclette? Prego comandante, ma cosa sta succedendo? Allora, prima in apertura dell'intervento si parlava anche di un fattore culturale, sia per quanto riguarda il rispetto dei codici della strada, ma in particolare i comportamenti alla guida. E sicuramente noi italiani rispetto ad altri stati abbiamo bisogno di sentire la pressione del controllo per poi essere rispettosi di quelle che sono le regole. Diciamo che il mondo oggi è frenetico, quindi i tempi sono accelerati
e per cui chi è nel commercio ha colto la palla al balzo e quindi ha proposto dei nuovi veicoli, perché poi di quello parliamo, alternativi a quello che può essere la mobilità debole, la mobilità alternativa rispetto all'autovettura o al motociclo, ma quella originaria. E questo, diciamo, un po' anche a discapito del benessere dei ragazzi. Oggi vediamo dei ragazzi che sono sempre più che hanno sempre più sollecitazioni da parte del mondo esterno, però allo stesso tempo sono ragazzi che si annoiano perché non riescono ad occupare il proprio tempo e quindi vogliono tutto in fretta, sono abituati con i social e quindi così poi si riverbera nella vita. Quindi ecco che anche qui questo fattore di questi veicoli, perché poi alla fine vengono modificati, quindi non è più, come diceva lei, una semplice bicicletta, ma diventa a tutti gli effetti un ciclomotore. E onestamente vedo anche sempre meno ragazzi che diciamo, si avviano a una cultura del benessere fisico, perché attraverso sia il monopattino, ma anche queste pseudo biciclette, se così possiamo definirle, la forza fisica ormai tende diciamo, ad essere messa da parte e prevale un altro tipo di energia. Questo non fa altro che impoltronire i ragazzi, ma in certo qual modo insomma anche gli adulti, e quindi che poi credono con questi veicoli che raggiungono determinate velocità di poter viaggiare dappertutto, senza rendersi conto che effettivamente poi ci sono dei pericoli, anche perché le infrastrutture spesso non sono adeguate, ma non tanto per volontà delle amministrazioni, ma proprio per problemi di spazio, perché i veicoli nel tempo ormai sono aumentati in maniera esponenziale, però le strade tendenzialmente sono sempre quelle. Facciamo qualcosa per migliorarle, quindi lei prima parlava di associazioni, ce ne sono tantissime, è vero, noi cerchiamo di collaborare un po' con tutte, specialmente quelle associazioni che si occupano di mobilità debole, quindi che hanno un occhio di riguardo verso questa mobilità alternativa, chiamiamola così, e raccogliamo un po' quelle che sono le loro istanze, poi cerchiamo di metterle a regime. Certo, le risorse economiche spesso non sono sufficienti e quindi si fa con quello che si ha. Rispetto a una volta comunque in Veneto devo dire che molto è stato fatto. C'è ancora da fare tanto. L'importanza, io ripeto sempre che la nostra parte sul controllo, sulla repressione rappresenta soltanto una minima parte. Forse la repressione è da considerare anche una sconfitta, perché non bisogna arrivare a minacciare con la sanzione il cittadino, che invece quando c'è una regola ben definita per senso civico dovrebbe comandante, io ho avuto una mamma che ha perso il figlio in un incidente stradale. Ecco, lei è tedesca, vive quasi spesso in Germania, e lei ha detto una cosa semplicissima: qui da noi gli autovelox non si vedono, tu arrivi a casa, se sbagli ti arriva la sanzione, ma non è che li vediamo gli autovelox, sono nascosti. E qui tutti rispettiamo i limiti di velocità, noi ci comportiamo bene qui, dopo non so, dicono quando vengono in Italia non è così, comunque lei diceva io sono qui, vivo qui tante volte all'anno e quando arrivo in Italia invece vedo il finimondo, che non è possibile, tu devi rispettare le norme della strada, il codice della strada. Ecco, qui lo facciamo, non capisco perché da voi, specialmente con gli autovelox, sia successo il finimondo. Qui sono nascosti, non si vedono, ti comporti male, la sanzione arriva e tutti la pagano senza problemi. Però quello che volevo anche parlare con Brando Prandi, lui si occupa tanto di sport, soprattutto la possibilità di recuperare questi ragazzi, come dice il comandante Malamace, con lo sport, con la fatica, il sudore, il rispetto delle regole. Lo sport è entrato nella Costituzione finalmente nel 2024, però dal dire e fare c'è di mezzo il mare. Nelle scuole si inizia a fare qualcosa dalla quinta elementare, negli asili
giovanili, che a mio avviso dovremmo iniziare da là, bisogna avere delle persone preparate, non è che le maestre possono fare attività motoria, perché bisogna saperla fare, e soprattutto questi ragazzi, no, questa ve la racconto, comandante, perché veramente è troppo forte Brando. Allora io faccio dei percorsi educativi e vengo chiamata da un giudice per sentire come svolgo l'attività, e io punto molto sullo sport. Dico, questi ragazzi, a mio avviso, più di portare la borsa della spesa, la nonnetta a fare un giretto, dovremmo fargli fare sport, stancarli, aiutarli a capire che il mondo gira da un'altra parte, possono scegliere che discipline, ne abbiamo tantissime. Lei mi guarda e mi dice, ma lo sa che noi non possiamo obbligare il minore a fare sport? Ho detto, scusi, ho sbagliato ufficio, ho sbagliato proprio ufficio. Capisci che non ci siamo proprio prandi, cioè come non posso obbligare il ragazzo minore, se non vuole fare sport, come percorso educativo. Ma questo, cioè, mi sembra una roba folle. Io sono uscita perché non ho capito niente, ho detto prego. Il discorso potrebbe andare molto indietro nel tempo. Io ricordo che a scuola c'era l'educazione fisica e tu sostenevi delle prove con un insegnante abilitato che aveva fatto l'ISEF e che andava lì nelle scuole a insegnare ai bambini a fare sport. Poi ho partecipato da ragazzo come accompagnatore ai giochi della gioventù del CONI, cosa meravigliosa. Mi ricordo con il presidente Leone siamo entrati in uno stadio olimpico pieno di bandierine, i bambini che erano con me, perché io li accompagnavo come accompagnatore, erano entusiasti. Chissà perché i giochi della gioventù sono stati cancellati. Ecco, tutti questi sono esempi dei passi avanti o dei passi indietro. Non si può obbligare a fare dello sport, ma diciamo che si deve far entrare la coscienza sportiva, e non è neanche vero che non si fa dello sport, lo si fa in maniera organizzata nelle società, che peraltro hanno 1000 problemi nella loro gestione, perché il volontariato, venendo ad un tema a te caro, è quello che permea le società sportive, perché se non ci fossero i volontari le società sportive non ci sarebbero. Ma parlando con molti presidenti di società sportive di vari sport, mi rendo conto come le adempienze siano sempre più importanti, più pesanti, le responsabilità nel firmare un pezzo di carta per una manifestazione sportiva organizzata, per portare dei bambini in una pista a fare dell'atletica, tanto per fare una citazione, sono sempre più pesanti. Ecco, allora tutto questo mette nello stress più profondo lo sport di base, perché noi confondiamo, l'ho detto già anche da questi microfoni, quello che è lo sport di base da quello che è lo sport di vertice, che sono due mondi disgiunti anche in termini economici, perché mentre alla base arrivano francamente solo le briciole, all'alto dei vertici, giustamente per quel che riguarda l'aspetto spettacolo, i media e tutto il risultato mediatico che può portare il grande sport, che poi è anche fonte di emulazione. Però lo sport dovrebbe essere considerato per quello che è la base, quindi tornando al discorso che tu fai giustissimo, se è vero che non si possono obbligare i bambini a fare lo sport, si possono educare a fare lo sport, ma si possono educare anche i genitori a portarli a fare lo sport. Io ho un'esperienza diretta nel mondo del rugby, perché faccio parte di un consiglio del Villorba Rugby. Noi abbiamo 480 atleti con 18 squadre. Quando c'è stata la pandemia credevamo che si sarebbe dovuto chiudere il club e finire lì, invece la gente ha creduto nello sport come veicolo di rilancio e noi abbiamo i campi sempre pieni. È una grande soddisfazione, ma è anche una grande fatica. 70 volontari in una società sportiva di 480 atleti rappresentano uno ogni 5 atleti più o meno. Allora io dico, ci vuole anche un aiuto concreto, ma anche entrare nel mondo della scuola è sempre delicato, perché i professori sono sempre impegnati, hanno 1000 incombenze, dicono di avere poco tempo, non hanno grandi stimoli in termini economici, perché gli stipendi, dicono, sono fuori della logica dei giorni d'oggi. Bisogna agire in maniera più concreta. Io ho una mia abitudine: fare ognuno un piccolo passo vuol dire comunque rappresentare anche un modo per dimostrare che le cose si possono fare. Quello che dicevo giustamente anche con te prima della trasmissione,
la logica è quella del fare rete, evitando di diventare primatori, evitando di mettersi in pubblico per cercare di avere del consenso. Io dico, molte cose le faccio, compreso questo libro, per esempio mi ha dato la possibilità di parlare di un mondo che non conoscevo. Spezzo una lancia a favore dei giovani perché per esempio l'Aeroclub di Treviso ha una scuola di volo che insegna a volare e dove, ahimè o per fortuna, le regole sono precise perché altrimenti si rischia la vita. In alto, quando sei in alto, non si può rischiare di dire... Non puoi sbagliare. No, non posso dire no, questa manovra non la faccio o questa comunicazione alla torre di controllo non la sento. Ecco, questo è anche un atteggiamento che i ragazzi devono capire, cioè rispettare le regole. Abbiamo Gabriella da Mogliano. Ciao Gabriella. Ciao Mirella, grazie di tutto e saluto anche i tuoi ospiti. Volevo dirti che quest'anno i professori danno tante lezioni ai ragazzi a scuola. Se potevi fare una parola, perché io ho un figlio di una mia nipote che gli è toccato rinunciare a andare a giocare a pallone per via che l'hanno caricato troppo. E allora lui ha smesso di andare a giocare a pallone e si sono lamentati anche certi ragazzi delle elementari. Grazie Gabriella, grazie. Poi ti risponderò, prima però vorrei lanciare una sfida anche con la Presidente, col Comandante, ma anche con Prando Prandi. Noi dobbiamo unire le forze, Prando. Io ho Giancarlo Rossi che ha creato questa squadra bellissima di ragazzi e ragazze, soprattutto ragazze, con lo sport, il baseball. Non riesce a trovare un campo. Sono 3 anni che gira e lui mi ha detto, l'ho invitato anche l'altro giorno, nessuno mi vuole. Lo danno al calcio, al basket, a rugby, pallavolo, padel. Io giro con questa meraviglia perché ha numeri veramente importanti, gira l'Italia, comandante, lo dico anche alla Presidente per far capire che forse dobbiamo unire le forze. E un prete addirittura gli ha chiesto una cifra spropositata, il campo libero, ma vuole una cifra spropositata. Allora Prando Prandi, scusi, questo uomo, oltretutto, aspetti comandante, questo gira per i parchi a vedere i ragazzi sopra le righe, quelli che veramente non vogliono fare niente, per cercare di coinvolgerli in queste attività sportive. Lui li gira proprio, li ha trovati, me li ha anche portati. Allora Prando, cosa sta succedendo? Allora io sono andata dai sindaci, qua dicono una cosa, non c'è problema, ma me lo mandi, poi arriva là e il campo sparisce. Addirittura comuni che hanno, io capisco che il calcio regna sovrano, perché è vero, Prando Prandi ne sa qualcosa, ma il basket anche, ma ci sono anche altre realtà, perché sì, abbiamo sempre chiamato sport minori, non so perché lo sport deve essere uno sport minore, cioè qualcuno l'etichetta, ecco l'etichetta, vogliamo dare uno spazio e forse, avvocata, senta quello che dice, proprio unendo le forze, capendo che il mondo del volontariato può entrare all'interno di una partita di calcio, di una partita di rugby, di una partita di baseball, che l'associazionismo deve unire quando c'è una manifestazione importante. Quello che io avevo cercato di fare all'ippodromo, al Santa Sport, senza barriere, tagliata, segata in pieno, avvocata, segata in pieno, hanno fatto la stessa data, tutto dappertutto, perciò cosa vado a fare? Ma cosa vado a fare? Erano 3 anni che avevo cercato di far capire che lo sport può essere inclusivo, ma mettendo assieme tanti soggetti, visto gli spazi che abbiamo. Non ci vogliono, glielo dico io, Presidente, vogliono che siamo divisi, perché più dividi e ti impera, il famoso detto che vale. Allora io penso che invece dobbiamo andare avanti e unire le forze. Intanto trovare un campo a questo uomo, Prandi, no, perché veramente, cioè lui sta perdendo le forze, dice non ce la faccio più, certo. Ecco, no. Ma capisce, avvocato, a che livelli siamo? Ma ci rendiamo conto? E poi anche il comandante cosa ne pensa di questo emigrare, di questo uomo che gioca e vince scudetti e qua non trova uno spazio. Allora iniziamo dalla Presidente.
che è tutta un'altra cosa, ma tutto ha un legame, ecco, la conoscenza, essere assieme, aiutare anche col ciclamino, perché no venderli nei campi di calcio, di basket, durante le partite, perché dobbiamo stare solo nelle piazze dei centri storici, ho mica capito. Presidente, cosa dice? Ma sono assolutamente d'accordo, ma non sa quante volte io ho provato a chiedere, non so, a chi giocava a pallacanestro per esempio, cosa costava tutto sommato mettere uno striscione con la nostra associazione e poi magari qualcuno che presentava velocemente quali sono i problemi della nostra patologia. Anche lì mi hanno detto tutti sì, però poi dopo è accaduto forse una volta sola in Piemonte in una piccola partita. No, io sono assolutamente d'accordo, anche perché credo che ognuno ha una sua competenza e le competenze, se si mettono insieme, creano una competenza più grande. Come dicevo prima, sembra che sia parlare con il muro in sostanza, perché all'inizio tutti ti dicono sì, d'accordissimo, facciamo rete, d'accordissimo, poi però nei fatti, no scusa, questa cosa non si può fare perché no, il mio statuto mi dice che non si può fare, l'altro perché servono dei fondi, non abbiamo i fondi. Credo che sia più che altro una mancanza di volontà comune, forse anche una visione un po' miope, perché come ho detto prima ognuno poi guarda la sua parte e non vuole andare oltre. Certo, ci sono anche delle questioni che avete sollevato prima, che sono questioni di carattere legale, che sono questioni di carattere assicurativo. Non è più tutto facile come prima, ammettendo che prima fosse facile, però c'erano forse meno vincoli e si lasciava un po' più spazio alla creatività individuale, mentre adesso la creatività è un po' sommersa da tutta una serie di leggi, di regolamenti, di norme che hanno lo scopo buono di regolamentare un settore che altrimenti era un po' caotico, ma dall'altro lato stanno creando un volontariato che è di natura professionale. Io impiego molto del mio tempo per occuparmi dell'associazione, ma una parte è dedicata sicuramente ai malati, alle persone che hanno bisogno, un'altra parte alla gestione dell'associazione, un'altra parte ancora non me lo dica, guardi, se vuole venire anche lei al Banco Solidale a vedere cosa dobbiamo fare, dobbiamo scrivere nomi, cognomi, età, quanti chili di roba, cioè una cosa, addirittura mi hanno fatto una domanda in provincia, no lo dico, quanti italiani ho? Cioè, a un certo momento ho detto no, perché vi ho già anche di queste robe qua, cioè un Banco Solidale. Hanno chiesto quanti italiani ho. Cioè questo vuol dire cosa vuol dire confrontarsi con i politici e con i burocrati. No, lo dico io, perché bisogna anche dirle le cose. Io sono stanca di stare zitta, perché stanno colpendo le fragilità, come dice giustamente la nostra Presidente, stanno colpendo le fragilità stanno dando fastidio. Allora cosa ti metto davanti? Una burocrazia che non riesci a superare, te la faccio pagare, tanto è vero che giriamo col commercialista e con l'avvocato, ma se no non ce la facciamo, revisore dei conti, cioè facciamo volontariato gratis, che non siamo una cooperativa, siamo volontari. Allora, comandante Malamacci, cosa aggiunge a quello che ha sentito? Anche voi queste autorizzazioni, voi siete forti, forse se anche la vostra parola, ecco, posso mettere lo striscione, magari sarebbe importante, ecco, a questi presidenti di queste associazioni lasciate che metta, vediamo anche le immagini della giornata del ciclamino, perché fanno ben sperare questo ciclamino. Ecco, comandante, cosa dice a questa presidente che dice anche noi abbiamo provato ma ci dicono sì e poi si diventa no? Ecco, guardate che bello poi vedere nei campi invece di vedere le solite zuffe che si fanno, i controlli, magari a quelli più pazzi metterli a vendere ciclamini non sarebbe mica male, visto che conoscete nome e cognome, comandante, sapete chi sono gli ultras, facciamo vendere i ciclamini per questa associazione. Prego comandante. Sì, allora mettere uno striscione all'interno di una struttura sportiva non è che necessita di tante autorizzazioni, ma credo che ci serva soltanto il buonsenso di chi gestisce la struttura, perché spesso le strutture sono comunali, parlo dell'esempio di Conegliano dove ha 2 campi da baseball e vengono gestiti da una società che poi è la squadra che gioca. Naturalmente gestire una struttura del genere comporta delle spese, quindi ecco che oltre ai tesseramenti e a qualche sovvenzione
cercano di farsi pubblicità, quindi di fare pubblicità con delle ditte che sostengono queste attività sportive, quindi mettono questi striscioni pubblicitari perché hanno bisogno proprio di risorse. Spesso credo che ci sia anche proprio la mancanza di spazio, però forse se ci si mette la mano sulla coscienza e uno striscione dal risultato che poi si vuole ottenere e dai fini che sono sicuramente nobili, credo che si possa fare senza nessun problema. Per quanto riguarda invece questo signore, insomma, che ha questa associazione di baseball, il consiglio che posso dare io è quello di provare a scrivere a vari comuni e interfacciarsi con le associazioni, perché magari è vero che i campi da baseball non ce ne sono tanti rispetto ai campi da calcio o ai campi da basket, perché la cultura di questo sport è diversa nel nostro territorio rispetto ad altri. Però strutture ce ne sono e quindi magari scrivendo si smuove la sensibilità di qualcuno e si può condividere magari una struttura dove ci sono delle squadre che non hanno impegni perché non militano in categorie alte, e quindi la struttura sportiva trova dei momenti in cui può ospitare anche altre associazioni. Fatto tutto, comandante, bussato a tutte le porte, scritto a tutti, non arriva risposta. Il campo che forse era stato assegnato è stato dato a un'altra squadra di calcio e lui è rimasto con la palla in mano. Allora andiamo da Maurizio Conservi e poi sentiamo Prando Prandi. Vai Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, per quanto riguarda il signore che cerca il campo sportivo, per caso Mirella si è rivolto alla Regione Veneto? Perché ti spiego, nella Regione Veneto ci sono degli sportelli che ascoltano anche queste fragilità e io ne so qualcosa. Va bene che io sono stato, un altro discorso, non è che mi paragono al campo sportivo, io per un motivo, però il signore per l'ultima spiaggia potrebbe mandare su una comunicazione alla Regione Veneto, perché lì parte tutto. Allora gli scriverà le sue situazioni e vedrà che prima o poi qualcosa di forte arriverà. Perché a questo punto, Mirella, se gli altri campi non viene ascoltato, se in altre situazioni non viene ascoltato, io penso che a questo punto potrebbe benissimo scrivere il suo sollecito alla Regione Veneto e lo ascolteranno, perché sono sicuro che sarà così. È nel 2026, perché le elezioni sono a novembre, poi ora che si mette in moto tutto il meccanismo, assessori, presidente e via, ciao, no, meglio che facciamo prima, magari se Prandi, visto che lui ama lo sport, ecco, conosce tutte le realtà, anche gli amministratori, prima che chiuda Baracca e Burattini, perché veramente non ce la fa più, queste ragazze sono stanche, dicono ma perché, si sentono anche un po' discriminate, bisogna dire anche la verità, poverette, ma sono veramente bravi. Certo. Prego Prandi, cosa sta succedendo? Direi che in questo caso dice bene il signore che ha telefonato dicendo che si può andare ai vertici se non si arriva a riuscire, se non si riesce a ottenere soddisfazione. Direi però che sempre in nome di quello che è la rete e il volontariato, la logica è quella invece di muovere quelle che sono le alleanze tra amici. Io ho fatto parte, sono stato per anni anche vicepresidente nazionale dei veterani dello sport, tanto per fare un nome importante che sta festeggiando e festeggerà nei prossimi mesi 50 anni di vita qui a Treviso. Ecco, è un insieme di 200-300 sportivi di tutte le discipline che hanno a cuore lo sport. Allora il passaparola, e in questo caso mi impegno ufficialmente di fronte a delle telecamere a farmi da vettore nei confronti di questa persona, proprio per dare modo di capire che ci sono magari delle occasioni sconosciute, così come ci sono delle amministrazioni molto sensibili, io non faccio nomi per non creare dei presupposti per cui uno si senta discriminato o pensi che io faccio il tifo per un sindaco piuttosto che l'altro. Dico solo che bisogna avere la fortuna di intercettare delle situazioni. Una parte importante, e qui perdonami ma è sempre il punto dolente del mio essere giornalista, è quello dello spazio che viene dedicato a queste criticità. I giornali non hanno più né voglia né tempo di dedicare lo spazio alle cose minori. Sembra solo che nel mondo ci siano
i grandi campioni, le grandi squadre. Ci sono i giornali quotidiani di Treviso che dedicano paginate intere alle squadre di vertice, e senza far nomi andiamo dall'Imoco alla Treviso Basket, alla Benetton Rugby, per l'amor del cielo, sono le squadre di punta. Però se tu cerchi uno spazio di 10 righe perché questo signore del baseball trovi spazio alle sue istanze, sembra sempre che lo spazio non ci sia. Tu nel tuo ruolo, dedicando questi minuti a queste criticità, a queste situazioni, dai il senso di quello che è un giornalismo anche più vicino alla gente. Poi ci si lamenta se i giornali non vengono comprati. I giornali non vengono più né letti né comprati perché probabilmente viene meno quel rapporto con il cittadino che si rispecchiava nei giornali. Oggi sui giornali c'è di tutto di più, ma forse quello che la gente vorrebbe vedere non c'è. Magari il caso, leggere questo caso certo, e magari certo. anche aiutarlo e supportarlo. Certo, ecco. Comunque l'impegno da parte mia c'è. No, perché lo vedo molto avvilito e scoraggiato e non è giusto. Lui poi ha un carattere forte, e questo mi preoccupa, ma come ve lo dico, ieri ho chiamato il sindaco, sono 3 anni che c'è una persona che dorme in macchina qui vicino a noi, a Treviso, 3 anni, ha vinto la graduatoria, ancora ieri ho chiamato il sindaco, ho detto guarda, o gli dai l'appartamento subito, visto che il presidente dell'Atere mi ha detto qui davanti alle telecamere, se il sindaco mi chiama io gli do le chiavi, perché questa cosa deve finire assolutamente. Sta arrivando il freddo, tutti parlano, tutto no, sono gli stessi che dicono prima i nostri, questo ho detto è vostro, e questo deve trovare casa perché sta andando fuori di testa. Lui è sempre, guardate, piegato così in macchina, non esce neanche più dalla macchina, cioè io non so se nel 2025 devo essere io su un parcheggio dove passano tutti, nessuno apre quella porta, l'ho aperta io però. Quella porta l'ho aperta io e adesso la chiuderò definitivamente perché non è possibile, no, tanto perché vi aggiorno sempre su quello che faccio durante la giornata per far capire quanta disperazione c'è in giro. Allora andiamo a vedere questa intervista proprio per far capire l'importanza di questa presidente che è qui questa mattina, Paola Canzian, per capire che ci sono delle malattie rare che vanno discusse, che vanno conosciute, che vanno affrontate però tutti assieme, anche nei campi dove si pratica lo sport, anche là. Andiamo a vedere. Tutti gli anni il GIS, Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia, la organizza. Il GIS è un'associazione di malati molto valida e importante che ha lo scopo di promuovere la consapevolezza e la capacità di curare al meglio la sclerodermia. La sclerodermia è una malattia caratterizzata da tante cose, una malattia autoimmune, quindi possono essere coinvolte tante cose, però il primo sintomo spesso si chiama fenomeno di Raynaud. Il fenomeno di Raynaud è quel disturbo per il quale quando noi prendiamo del freddo, di solito alle mani, le dita delle nostre mani, invece che rimanere belle rosate, iniziano a sbiancarsi e talvolta diventano blu. Questo è il fenomeno di Raynaud. Il fenomeno di Raynaud è una cosa frequente anche nella popolazione normale, generale, però può essere il primo sintomo campanello d'allarme per la sclerodermia e quindi una diagnosi precoce, che è sempre molto importante, prevede che di fronte a un fenomeno di Raynaud di recente insorgenza uno si faccia visitare dal dottore ed eventualmente faccia degli esami, fra cui la capillaroscopia, che in questa giornata i medici volontari e gli altri volontari del Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia offrono gratuitamente alle persone che si presentano ai banchetti del GIS. Nel caso specifico li abbiamo organizzati qui nei nostri ospedali, Fate Bene Fratelli, Sacco e gli altri ospedali della nostra azienda, apposta per permettere una maggiore consapevolezza e sviluppo della cultura sulla sclerodermia. Quindi vi invito a venire a questi banchetti ed eventualmente a comprare qualche bel ciclamino che potrà poi abbellire le vostre terrazze e i vostri appartamenti. Importante, ascoltate pillole di saggezza, guardate che alla mattina io vi do pillole di saggezza, chi vuole ascoltare ascolti, chi non vuole ascoltare cambi, però sono pillole di saggezza. Allora Presidente, come ci saluta, con quale messaggio? Rivediamo questi ciclamini bellissimi, che lo dico io, prossimamente lo vedremo nei campi da calcio, nei campi da rugby, dappertutto, perché dobbiamo iniziare a volare, dobbiamo volare. Prego Presidente. Il mio messaggio finale è sicuramente il ciclamino è un fiore che resiste
anche alle basse temperature, è un fiore molto resistente, o come si suol dire adesso, resiliente. Anche noi siamo molto resistenti e resilienti come associazioni, continuiamo ad andare avanti nonostante tutte le difficoltà che ci siamo detti, perché abbiamo una finalità superiore che è il bene delle persone che adesso stanno soffrendo, e questo mi sembra che ci ripaghi di qualsiasi cosa che va storta, di qualsiasi insoddisfazione. Le nostre giornate sono un momento nell'anno, che è questo momento, il momento appunto dei ciclamini, ma lavoriamo per tutto l'anno ovviamente. E vi ringrazio lei Mirella e ringrazio anche gli altri ospiti per l'opportunità di poter parlare in questa trasmissione, e spero anche che ci siano magari delle occasioni in cui si possa davvero collaborare insieme, perché noi siamo un'associazione a livello nazionale, abbiamo sede a Milano, però siamo su tutto il territorio nazionale. Grazie ancora e un caro saluto a tutti. Grazie a lei invece, Presidente, sono io che devo ringraziare lei, le sue associazioni e il mondo del volontariato. So che volevi aggiungere qualcosa, Brando Prandi, a questa sintomo o questa malattia. Ma diciamo che io ho conosciuto e conosco il mondo della sanità da dentro, perché ho avuto occasione di lavorare a fondo per anni nella Fondazione Città della Speranza di Padova. Devo dire che quel che comanda è l'assoluta trasparenza. Ho sentito parlare più volte di casa di vetro. Casa di vetro vuol dire una casa trasparente dove tutto avviene alla luce del sole. Ecco, non è vero che la sanità sia malata, la sanità ha bisogno di trasparenza, di comportamenti all'altezza delle aspettative, ma è una macchina molto molto complessa. Quel che riguarda le associazioni di volontariato è questa capacità di far vedere che intanto le cose si fanno, e questo è sempre difficile, come abbiamo visto anche per la mancanza di fonti di comunicazione. Però poi quello che comanda è uno stile, un rigore che mette al riparo da qualsiasi dubbio. Quindi avere bilanci trasparenti, fare degli incontri pubblici in cui si racconta esattamente quello che si fa, fare dei piccoli report continuativi sull'attività, senza fare grandissime cose, ma dare conto di quello che si fa anche agli associati, innesca un passaparola che poi è virtuoso, perché, e devo dire che uno degli aspetti positivissimi di questo passaparola è che, per esempio, il fatto che verso la tarda età, quando uno sente la mancanza ormai della vita che sta sfuggendo, decide di assegnare i propri averi, se non ha degli eredi, alle fondazioni, alle associazioni, e questo innesca un meccanismo virtuosissimo, perché finalmente arrivano anche in maniera incredibile degli aiuti che nessuno può aspettarsi. Io ho avuto a che fare con delle donazioni, una quarantina di donazioni che si sono piovute tra capo e collo e che hanno dato sostegno economico poi all'associazione. Certo, vedo io col 5 per 1000, grazie a questa grande famiglia, cosa riesco a fare, faccio vedere tutti i giorni questi assegni che do, a chi li do, come impiego il loro denaro, perché è importante la trasparenza. Ecco, l'associazionismo deve essere una casa di vetro, quello là, e allora forse elimineremo noi quello che veramente non va bene, ecco, quello che non si rompe mai. Quelli che mettono davanti ai vetri le tapparelle, può darsi che abbiano qualcosa da nascondere. Comandante Malamacci, come ci saluta, con quale messaggio ci lascia? Sicuramente con un messaggio di solidarietà verso tutte le associazioni, insomma, che in questo momento si stanno occupando specialmente nel sociale. Stiamo vivendo un periodo molto particolare dove il sociale, quindi, ma non soltanto a livello associativo, ma anche a livello di amministrazioni pubbliche, sta rivestendo un'importanza non indifferente. Però l'amministrazione pubblica da sola non va da nessuna parte, e quindi bisogna far rete grazie a tutte queste associazioni che ci sono sul territorio, e quindi il messaggio che io mi sento di dare è quello di solidarietà. Anch'io faccio parte di alcune associazioni e abbiamo sempre bisogno di sostegno, perché naturalmente tutto quello che si fa lo si fa con la forza del volontariato, quindi non c'è giustamente, come si diceva, una casa di vetro dove tutto è trasparente. Sicuramente non si vive con l'associazione, lo si fa soltanto per sensibilità verso gli altri. Quindi diciamo che il nostro territorio è un territorio
dove l'associazionismo è elevato, però ce n'è sempre più bisogno, come si diceva prima, abbiamo bisogno anche di molti giovani che diano anche un po' di energia, una spinta in più a queste associazioni. Grazie veramente, grazie anche al dottor Claudio Malamace, comandante Polizia Locale di Conegliano, sempre disponibile, la ringrazio comandante, grazie ancora veramente a questa Presidente, all'Avvocato Paola Canziani, Presidente GIS, Prevenzione della Sclerodermia, di essere stata con noi. Prando Prandi rimane ancora qui, pubblicità. Vi presento altri graditissimi ospiti, abbiamo in presenza Alessandro Alemanno, fondatore Cantiere Misto, ecco capiremo anche è un ragazzo, un giovane finalmente, qualcuno ce n'è fortunatamente, per capire dove vogliono andare a parare, qual è il loro obiettivo, come coinvolgere sempre di più i giovani nel mondo dell'associazionismo che mancano, non ci sono. E saluto anche Alessandro Dianin, Presidente Giovani Associazione Orizzonti. Ecco, Dianin è diversamente giovane, non proprio giovanissimo, però penso che abbia anche lui voglia di capire come coinvolgere di più i giovani, come intrigarli di più, cosa proporre loro. Non è possibile che non abbiamo i giovani nel mondo del volontariato, però qualcuno, e l'ho detto ieri, che è passato per caso davanti al Banco Solidale che non conosceva, anche se siamo là dal 2010, è l'unico Banco Solidale all'interno di un ente pubblico in Italia, tanto per capire. E poi quando ho chiesto cos'è l'associazionismo mi ha detto non lo conosciamo. E qualcuno mi ha anche detto, invece erano 10 ragazzi, a cui ho chiesto qualcosa, e forse noi giovani quando ci muoviamo vogliamo essere pagati. Non tutti, però una buona parte, se lavora, se fa qualcosa, vuole essere remunerato. Un altro ragazzo invece mi ha detto condivido metà e metà, però è vero anche questo, se ci muoviamo vogliamo avere un riscontro, però c'è anche un altro mondo che siete voi che non conosciamo, non ci informiamo abbastanza. Eppure Alemanno andiamo nelle scuole, andate nelle scuole da tanti anni, il mondo dell'associazionismo, la letterina non ha reso i frutti che doveva dare, perché se mancano i giovani vuol dire che tutto questo darsi all'interno delle scuole non ha portato i frutti, o sbaglio Alemanno? Sì, io sono Dianin in realtà. Vabbè, anzi Dianin, scusa, Alemanno è lui, sì. Beh, è vero, c'è tutto un mondo delle giovani generazioni che secondo me ha una coscienza civica, ha una coscienza rivolta verso l'attività pubblica, l'attività alla collettività. Delle volte è vero che fa fatica questo a tramutarsi in azione concreta. C'è però per esempio il mondo delle parrocchie, quindi le sagre, i grest, quell'associazionismo lì che ancora regge, che ancora riesce ad aggregare diverse ragazze, diversi ragazzi. È vero che però all'interno di altre realtà si fa un po' più di fatica perché si tende magari a non conoscerle. Poi io credo che una tendenza della mia generazione sia quella di occuparsi di temi globali, che è una cosa giusta, i temi dell'ambiente, i temi della pace, però molto spesso questo non si declina in una cosa sul territorio, quindi un'attività sul territorio, mentre invece la mia generazione penso che abbia la necessità anche di attivarsi nelle proprie città, nei propri paesi, nei propri comuni. Questo ovviamente è un compito che spetta alle associazioni, quindi trovare anche dei mezzi di comunicazione che possano raggiungere i ragazzi della mia età, ma anche i ragazzi della mia età che dovrebbero forse sviluppare questa coscienza. Sentiamo anche cosa ne dice Alessandro Alemanno, cantiere misto. Cos'è questo cantiere misto? Qual è l'obiettivo? Prego Alemanno. Cantiere Misto è un'associazione culturale che si occupa di cultura a 360 gradi. Noi nasciamo come un'associazione che si occupava di creatività urbana, siamo i fondatori, io che sono uno dei fondatori, praticamente facevo negli anni 90 quelli che si chiamavano graffiti, no? Adesso le cose sono molto cambiate, ma è cambiata proprio anche tutta la società, forse anche il motivo della carenza di volontari è legato proprio a un cambiamento che c'è stato generale nell'ambito della società. È una società molto individualista, poco puntata sulla collettività, ecco, e quindi di conseguenza tutti pretendono di avere, diciamo, un faro puntato su di sé, insomma.
e c'è poca voglia di fare qualcosa per gli altri. Adesso le cose magari staranno un po' cambiando, ma quello che abbiamo visto noi negli anni è sempre una riduzione dei volontari e della disponibilità a dare una mano a progetti comuni per il bene comune, insomma. Ti ringrazio, guarda Alemanno, ringrazio anche Giannini per quello che avete detto, perché è il mio pensiero, il pensiero di tutte le mattine che dico c'è qualcosa che non va, siamo diventati degli individualisti numero uno, siamo diventati pigri, ecco, non vogliamo conoscere. Però poi c'è una cosa che mi ha fatto riflettere. Quando è venuta l'AIL, questa associazione, perché io le invito tutte, e mi ha detto, sai Mirella, che in settimana abbiamo avuto la visita nella nostra associazione di 10 ragazzi. Sai che sono diventati tutti 10 volontari? Ma come mai? Dice, prima andavamo nella scuola, erano loro e non li avevamo. Nel momento che hanno toccato con mano, che hanno visto la realtà di cosa è l'AIL, di cosa fanno, sono diventati tutti volontari. Allora forse è proprio qua quello che io a Alemanno e anche a Giannini vorrei chiedere. Forse dobbiamo intrigarli di più, dobbiamo fare un doposcuola fuori. L'educazione civica, a mio avviso, va fatta fuori dalla scuola, toccando con mano le realtà del territorio, prando. Cosa vuoi dire? Ma di petto o di pancia mi viene da dire che l'educazione civica va fatta innanzitutto nelle famiglie. Perché ho notato, si nota, si tocca con mano che la sensibilità da parte delle famiglie nel costruire delle personalità forti e importanti nei giovani è venuta sempre meno, perché il disimpegno, ma anche tutta la condizione sociale che porta a dedicarsi al lavoro per guadagnare uno stipendio per portare avanti la famiglia, mette in condizioni i genitori di non occuparsi molto dei propri figli, ma di lasciarli un po' a se stessi. E allora ben vengano le occasioni di dialogo come quelle che hanno costruito nell'AIL oppure nell'associazione di cui facevi cenno tu. Non bisogna anche qui fare da ogni erba un fascio e dire che i ragazzi sono disimpegnati. Certi ragazzi sono disimpegnati, molti invece si impegnano, molti invece vagheggiano che fuori dall'Italia si possa andare a fare meglio che in Italia, perché poi la mira è quella di guadagnare dei soldi. Diciamo anche che tutto il meccanismo della scuola e dell'università poi è piuttosto carente, perché se mettiamo in condizione un giovane di passare sui banchi di scuola degli anni per poi andare a fare un praticantato a costo zero presso uno studio di un qualche commercialista, di qualche avvocato per fare delle fotocopie, non vuol dire questo riuscire a entrare nel progetto scuola-famiglia, lavoro. Quindi diciamo che ci sono tutte queste sfasature che alla fine portano a un disimpegno. Il problema di fondo è che i ragazzi di oggi sono abituati a vedersi arrivare comunque addosso le situazioni più che cercarle, e questo appunto forse potrebbe spingere anche a un metodo diverso, cioè quello di trovare un dialogo che sia coinvolgente. Io non ho dubbi che ci sono giovani che si fanno coinvolgere. Mi capita tutti i giorni nell'ambito sportivo di vedere dei ragazzi, io non più tardi di domenica scorsa nell'ambito della società sportiva di cui faccio parte abbiamo premiato una ragazza che viene da Trieste, si allena 3 volte alla settimana a Villorba a rugby, prende il treno alle 10:30 di sera, torna a casa la mattina alle 8 e all'Oberdan a Trieste a fare il 5º anno. Ora, per me sono degli eroi. Se mi avessero detto da ragazzo di fare questo, probabilmente mi sarei messo sotto le coperte. Dico, per dire, ci sono questi fiorellini, questi fiori all'occhiello che vanno valorizzati. Non si può pretendere che tutti diventino dei grandi, dei ragazzi che si sacrificano, però il concetto del sacrificio e del risultato è quello che deve muovere. Se ci fa un sacrificio si ha anche un risultato. Alle volte il merito non viene neanche accolto. Alessandro Giannini, come commenti le parole di Brando Prandi, di quello che ha detto anche Alemanno? Prego. Anche per ricollegarmi all'esperienza dell'AIL, è vero che serve il contatto diretto per i giovani, per interessarsi della cosa pubblica. Perché? Perché noi siamo una generazione molto attiva nei social network, e nei social network si trovano diversi stimoli, diverse realtà, diversi input, si vedono tante cose, si sentono tante cose, delle volte ci si perde un po', non ci si concentra su qualcosa di specifico. Mentre invece uscendo di casa, uscendo spesso anche dalle scuole, conoscendo e toccando con mano determinate situazioni, si capisce che si può fare qualcosa di
concreto, poi al di là del commento magari semplicemente sui social network. Ed è vero che ovviamente c'è una parte di popolazione giovane che è molto attiva, anch'io conosco molti ragazzi, non solo in Giovani Orizzonti, noi cerchiamo di riattivare sul territorio anche la nostra generazione, però conosco tante persone, come dicevo, anche attive nelle parrocchie, attive nei movimenti ambientalisti, persone che magari vanno a raccogliere i rifiuti per le strade della città, noi veniamo da Padova, ne vediamo diversi. Però anche dei ragazzi che magari hanno bisogno di essere accompagnati un po' di più. Poi certamente non tutti devono per forza fare associazionismo, è chiaro, ci sono persone che possono avere degli interessi diversi, però oggi non si può prescindere dall'occuparsi di quello che succede nella propria città, nella propria regione, nel proprio paese, nel mondo, perché assistiamo a talmente tanti avvenimenti che un disimpegno del cittadino non può più essere in qualche modo accettato, ma non perché è una colpa, ma perché c'è bisogno della partecipazione di tutti. Ascolta Alessandro, Giovani Orizzonti, che bello, cosa vedete all'orizzonte voi giovani? Noi speriamo di vedere una realtà migliore di quella che oggi ci si presenta fondamentalmente, perché il nostro è un mondo segnato ovviamente dai conflitti, segnato da diverse crisi. La nostra generazione è una generazione che ha imparato sui libri di scuola che l'Europa ci aveva portato 70 anni di pace. Noi siamo fieri anche per questo di vivere all'interno del nostro continente, dopodiché però abbiamo vissuto in pochissimi anni la crisi del Covid, la crisi economica, poi ovviamente lo scenario geopolitico che è stato sempre più compromesso da alcuni conflitti. E noi vogliamo costruire a partire dai nostri territori un mondo che possa essere migliore, non in senso generico, ma con delle battaglie che siano specifiche. Noi ci occupiamo molto di trasporti, di servizio al cittadino, di tutela ambientale, un po' dicendo alle persone, anche se c'è qualcosa di negativo che avviene dall'altra parte del mondo, è a partire dal proprio paese, dalla propria città, dal proprio quartiere che si può fare qualcosa di concreto, di tangibile, di positivo. E noi lo vogliamo fare al di fuori dei partiti politici, cercando di coinvolgere quelle fasce della popolazione che se no magari non si interesserebbero della cosa pubblica. Alemanno, cosa vedi tu invece all'orizzonte con la tua associazione, con questi volontari? Cosa vedete all'orizzonte? Ma ci sono dei cambiamenti in corso, indubbiamente. Sono d'accordo che la gioventù, la generazione più giovane attualmente è molto più attenta a temi importanti, quindi l'ambiente, la pace, tutte queste cose qua, no? L'ambiente, la pace, l'integrazione. Sono molto attenti, alcuni anche molto diciamo impegnati da questo punto di vista, no? Io sono dell'idea anche appunto, come si diceva, anche nell'ambito per esempio sportivo, una grossa partecipazione. Qual è però il problema, no? Dal mio punto di vista? Allora, nell'ambito sportivo mi verrebbe da dire che logicamente uno fa dei sacrifici, ma il più delle volte, se poi li fa in funzione del vincere, dell'arrivare, no? E sono comunque il più delle volte, se non è inserito in un contesto di squadra o di equipe, lo fa per se stesso fondamentalmente. Quindi vedete che si torna comunque a un concetto valoriale dove c'è comunque l'individuo. Mentre quando vengono coinvolti, ad esempio nelle proloco, quando vengono coinvolti in determinati gruppi, spesso a me è capitato di vedere che le gioventù meno giovani, diciamo, utilizzano questi ragazzi magari ascoltandoli di meno di quello che dovrebbero e utilizzandoli soltanto come forza lavoro il più delle volte. Mi è capitato ultimamente, e questa è una cosa molto positiva, di vedere che alcune realtà, anche vicine a dove siamo noi, praticamente cedono il passo, quindi vedono che i ragazzi sanno fare, che sono in grado di organizzarsi. Il più delle volte basta dargli delle responsabilità, dargli fiducia e ascoltarli, e questi ragazzi sono in grado di svolgere la loro attività, le loro iniziative in totale autonomia e diciamo al 100% bene.
quindi bisogna un po' fidarsi, secondo me. Bravissimo Alemanno, ti Lasciare un ringrazio. po' Guarda Alessandro, il freno, non volere bravissimo, controllare tutto. Bravissimo Alessandro. Prego, Prando. C'è anche qui un aspetto etico da parte delle persone diversamente giovani. Si ha la tendenza a considerare che le giovani generazioni abbiano sempre da imparare da noi, ma noi abbiamo anche bisogno di imparare dai giovani, perché in effetti i nuovi linguaggi, le nuove metodologie, i nuovi approcci hanno delle positività, hanno sviluppato delle potenzialità enormi che sono ovviamente il pane quotidiano per i giovani. Quindi anche nel rapporto che noi abbiamo, persone più anziane, persone più avanti negli anni, come genitori, come nonni, ecco, abbiamo sempre un atteggiamento talmente distaccato di superiorità come se noi avessimo sempre la verità in tasca. La verità in tasca ce l'hanno chi si dà da fare, perché credo che l'amico qui al fianco possa testimoniare che il mondo non sia fatto solo di dormiglioni che si alzano la mattina sperando di prendere un reddito di cittadinanza o qualsiasi altra cosa che abbia un carattere di sussistenza. C'è gente che si rimbocca le maniche. Il problema è dialogare, essere capaci di mettersi ad un certo tipo di livello per dialogare. Io credo che questo sia un esercizio che noi dobbiamo fare come cittadini, tutti, a tutti i livelli, e anche la politica deve imparare a dialogare in questo senso, perché c'è sempre questo atteggiamento cattedratico per cui uno va dal politico e già va col cappello in mano a chiedere qualche cosa che gli è dovuto, perché mi pare che sia questo il concetto: se un politico viene eletto è per fare il bene del cittadino, non per fare il proprio bene e poi quello dei cittadini. Questa è la solita critica alla politica, potrebbero essere anche confuse per qualunquismo. La realtà è che noi abbiamo bisogno di atti concreti e la concretezza è sempre meno al mondo d'oggi. Quindi benvengano le associazioni, benvengano i volontari, benvengano gli stimoli, però ci deve essere un flusso che poi alla fine si concretizza con dei fatti, perché di fronte al bussare alle porte bisogna dare delle risposte e purtroppo oggi come oggi le risposte tardano ad arrivare, si finiscono in mille attese, in palleggiamenti, in aiuti ad uno piuttosto che all'altro perché fa più comodo all'uno al posto che la cosa pubblica non è più tale, è una cosa di pochi in mano a pochi e ogni volta c'è sempre più l'idea che avvicinarsi alla politica vuol dire trovare un ginepraio. Dianin, però quello che io volevo anche, e mi ha dato anche il là per dire qui bisogna cambiare le cose, è stata una ragazza che fa dello sport diversamente agile, come li chiamo io, che è andata alle Olimpiadi e qui davanti alle telecamere ha detto una cosa bellissima: sai Mirella, non è vincere, è la possibilità di partecipare. Io c'ero, io ero là. Capisci che forse unendo le forze siete voi che dovete mettervi di fronte a questo mondo che non vi ascolta e dovete essere voi a parlare ai giovani, come dice Prando è un linguaggio diverso, voi dialogate in maniera diversa, usate strumenti diversi e questo però deve far capire anche al mondo sportivo che dobbiamo smetterla di chiamare Paralimpiadi, che dobbiamo fare sport e chiamare Olimpiadi, ognuno con i propri mezzi, ognuno con le proprie possibilità e dare a tutti la possibilità di partecipare. Io ho avuto un altro sportivo che ha detto chissà mai quando parteciperò, perché ci sono le varie, ecco Prandi sorride, le varie categorie e lui ha detto chissà quando toccherà a me, diventerò vecchio prima perché i numeri sono quelli. Ecco, cosa vorresti dire tu alla politica? La politica che adesso deve ascoltarvi perché il futuro siete voi, cioè inutile che siete voi il futuro, prego. Il futuro è nei giovani, io ormai Sentiamo Diamin perché devo correre, vai Diamin. È vero che la partecipazione è fondamentale perché in realtà noi giovani ci sentiamo molte volte dire che la cosa importante in realtà è arrivare all'obiettivo e vincere, quando in realtà delle volte l'importante è l'esperienza in sé. Io ricordo che c'era una nuotatrice alle Olimpiadi qualche anno fa che diceva: quarto posto, sono felice per essere arrivata al quarto posto perché ho vissuto comunque il sogno della mia vita partecipando alle Olimpiadi. Questo è un messaggio potentissimo secondo me. E alla politica cosa voglio dire? Prima si parlava dei giovani a volte strumentalizzati magari da una classe politica o da una generazione meno giovane. Io ho anche fatto esperienza all'interno di un partito politico e mi sono molto ritrovato in delle situazioni in cui noi giovani eravamo più un qualcosa di simbolico, un elemento simbolico più che protagonisti, più che
qualcosa di attivo, qualcosa di prezioso da valorizzare. Poi è chiaro, a noi spetta il compito di fare tesoro delle esperienze, di farne tesoro, apprenderle, capirle e ovviamente poi prenderle per rinnovarle e innovarle. Però è anche vero che ci devono essere degli spazi di partecipazione per i giovani in Orizzonti. Orizzonti non è solo un'associazione giovanile, siamo un'associazione intergenerazionale. Io sono presidente di Giovani Orizzonti, ma esiste anche Orizzonti, che è, diciamo, la casa madre con le persone meno giovani. E loro non ci hanno detto fate la nostra sezione giovanile, fate la riserva indiana, ci hanno detto dotatevi di una vostra organizzazione e proponeteci delle iniziative sulle quali noi vi possiamo dare una mano. Questo vuol dire valorizzare anche delle esperienze più giovani di chi ha voglia di portare un rinnovamento, e secondo me è qualcosa di potentissimo. Sentiamo Alemanno, mi piace questa frase, riserva indiana, forse stanno facendo proprio questo col mondo dell'associazionismo, ma noi ci ribelleremo, ecco, noi saremo degli Apache, saremo dei pelli rosse incredibili perché abbiamo la tenacia di resistere. Vai Alemanno. No, sono d'accordo con molte delle cose dette. Aggiungo solo questa cosa, mi sento di aggiungere, il fatto che mi sono trovato in questi anni siccome noi ci chiamiamo cantiere misto, ma ci chiamiamo cantiere misto anche perché abbiamo età diverse, provenienze diverse, ma anche non siamo tutti veneti, c'è qualcuno che viene da regioni diverse, anche da paesi diversi all'interno della nostra associazione. E questo fa sì che la nostra associazione sia concepita come anche una piccola comunità, no? Nel senso nel quale ci si condividono le cose, si condividono le idee, si ascoltano le varie persone. Ora il discorso è che mi ritrovo, quando anche faccio dei corsi, a capire che spesso e volentieri dei ragazzini anche più giovani o delle persone non sono abituate a lavorare in gruppo, non sono abituate a fare comunità. Forse quello che la cosa sulla quale dovremo ragionare non è più tanto il discorso di metterci e schierarci nelle tifoserie. Io vedo la politica fa questo, no? Quando vince un partito, ma vince la tifoseria di quel partito, no? Invece bisognerebbe lavorare come una casa comune, no? E quindi una casa dove si lavora tutti quanti per il bene di tutti. E quindi quando vince qualcuno, lavorerai per tutti, no? Questa è un po' l'idea che mi viene da aggiungere. Nel tutti non c'è differenza di età, non c'è differenza di provenienza, non c'è differenza di cose, si lavora tutti per la stessa, per un bene per il comune, bene di tutti. per un bene comune, cittadinanza attiva per un bene comune. Allora siamo in chiusura, cosa vuoi dire Dianin, come ci saluti? Io vi saluto con la parola comunità, che ho trovato molto azzeccata e molto interessante. Io credo che la grande difficoltà della mia generazione, ma non solo oggi, sia quella di riconoscersi in una comunità. La comunità è qualcosa che lega una persona ad altre persone con un obiettivo comune, con un orizzonte comune per l'appunto, e le fa sentire meno sole. Oggi c'è il problema dell'isolamento delle persone, si sentono sole, non capiscono le prospettive, c'è un forte spaesamento, e riscoprire la dimensione della comunità che riparte dalle città, secondo me, può essere una chiave di volta. Brando Prandi, come ci saluti? Saluto con una speranza che si capisca proprio che queste istanze sono diventate una necessità, un bisogno, non qualche cosa di sotteso che viene proclamato ogni volta che si manifesta la propria scontentezza. La scontentezza è serpeggiante e nella nostra società dobbiamo trasformare la scontentezza in piacere di stare assieme e di collaborare, ma qui implica un salto mentale importante, che è quello di dare prima di ricevere e di dare spassionatamente e incondizionatamente aiuto al prossimo in mille modi, anche dando dei buoni esempi e applicandosi in cose che alle volte costano fatica perché portano via tempo alla famiglia e ai propri divertimenti. Sentiamo come ci saluta anche Alessandro Alemanno, con quale saluto ci lasci? Ma io saluto con appunto il presupposto che questo mondo che sembra un po' alla deriva ritrovi un po' la bussola, ecco, mettiamola così. Ritrovare la bussola, cosa? Pace, siamo per il vivere bene insieme tutti quanti, quindi
Quindi va bene così, dobbiamo trovare la bussola, più che la bussola il buon senso, noi ce l'abbiamo in molti, anche se continuamente queste immagini negative vengono proiettate in maniera incredibile, mentre abbiamo una realtà che sono i ragazzi bravi, noi bravi ragazzi. Qui bravi ragazzi non mi piacciono i ragazzi bravi che mettono in atto quello che imparano a scuola, in famiglia. Il problema è, lo dico a voi ragazzi, quelli che non hanno la famiglia è il primo anello, e se io non ce l'ho, dove vado? La scuola è imbacchettata con la paura, si vive con paura, i professori hanno paura, i ragazzi hanno paura, i diversamente giovani hanno paura, perché il messaggio che viene dato è la paura. Ecco, qui volevo una parola, Dianin, perché è importante. È vero che c'è questa paura, e io ho incontrato questi Maranza, e quando ho detto sapete che le nonne hanno paura di voi quando escono da casa, allora le picchiamo tutte, mi hanno detto, perché non è vero. Capite che forse dietro questo aspetto c'è un qualcosa che non vediamo, ma che voi dovete capire, siete voi che dovete affrontare questi temi, non noi. Prego, Dianin, Sì, veloce. sono d'accordo, siamo noi a doverlo fare, perché noi comunque siamo dell'idea che non serve qualcuno che parli di giovani, ma servono persone che parlino con i giovani e giovani che parlino a loro stessi, quindi dobbiamo essere noi in prima persona. E su questo sono d'accordo, oggi c'è un fortissimo spaesamento. È chiaro che io non giustifico le persone che sono violente, non è questo il punto, ma comprendere le ragioni a volte può aiutare a risolvere dei fenomeni complessi, e secondo me è proprio la nostra generazione che può avviare un rinnovamento in questo senso. Noi lo cerchiamo di fare con la partecipazione attiva sul territorio, penso che possa essere una risoluzione, una chiave importante. Alemanno, veloce, la paura, ecco, siete voi che dovete parlare a queste realtà? È data dalla mancanza di conoscenza. Quindi se uno conosce e si avvicina con l'intenzione di capire le cose poi fanno meno paura, indubbiamente. È ovvio che quello che ci circonda attualmente fa molto paura, perché la paura alimenta anche altre cose, alimenta l'insicurezza, alimenta, diciamo, anche certi tipi di ragionamenti sull'odio, no? Ok? E quindi fanno comodo. Però bisognerebbe informarsi di più, bisognerebbe documentarsi di più, promuovere una cultura dell'accoglienza, la cultura della comprensione tra le persone, la gentilezza, no? Molto chiaro. E questo forse in parte potrebbe essere una chiave per risolvere certe cose, o almeno iniziare. Grazie Alessandro Alemanno, fondatore Cantiere Misto, grazie veramente Alessandro Dianin, presidente Giovani Associazione Orizzonte, grazie a Prando Prandi di essere stato con noi, spero di fare veramente altre puntate come questa, perché tante pillole di saggezza in poco tempo. Grazie, andiamo a vedere l'assegno di Mirella, che è il vostro assegno. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, siamo a Spinea e stiamo per incontrare una giovane coppia, ma con grandi problemi. Andiamo. Messo, buongiorno. Buongiorno, ciao Nicoletta, ciao, che belli che siamo, ciao tesoro. Ciao Luca. La coppia più bella del mondo abbiamo qua, veramente la coppia. E poi mi piace il sorriso della Nicoletta, si ha forza del Luca, una forza enorme. Allora, è successo qualcosa, Nicoletta? Avete trovato qualcosa? Avete sentito qualcosa? Zero assoluto, sì. Allora, io sono venuta a dirvi che oltre a quello che adesso vi farò vedere, io mi sto muovendo per cercare di aiutare Luca a trovare un lavoro, perché Luca ha bisogno di lavorare. Non posso ancora darvi la risposta definitiva, ma sono a un buon punto. Ecco, speriamo bene, incrociamo le dita e speriamo che salti fuori questo lavoro, perché la cosa importante per Luca è riuscire a lavorare. Allora, Luca ha detto che sei la sua forza, la sua benzina. Se non ci fossi tu, lui non sa come avrebbe potuto superare questi momenti terribili per lui, perché come voi sapete questa coppia è venuta in trasmissione, ha spiegato i problemi, ma soprattutto il problema che ha Nicoletta, che sta combattendo con questo male terribile. Però
lei ce la mette tutta, è stata operata, va a lavorare e sta aiutando il suo Luca, però non basta perché i soldi ce ne vogliono tanti. Tu hai anche la fibrosi cistica, perciò sono due cose che lei deve combattere e perciò ha detto se Luca non riesce a lavorare noi non ce la facciamo perché la vita è cara. Abbiamo bisogno di tranquillità. Ora come ora abbiamo proprio bisogno di tranquillità. Ne abbiamo passate tante, quindi sarebbe giusto. Sì, e se lo merita poi, perché comunque ha sempre lavorato ed è sempre stata una persona in gamba, quindi non merita quello che gli hanno fatto. Ascolta Luca, tu dicevi giustamente, io non so cosa sia successo, però vorrei i miei diritti, cioè quello che mi aspetta. Ma secondo te il diritto numero 1, che anche nella Costituzione, è il diritto al lavoro, cioè tu devi lavorare. Secondo te stanno facendo qualcosa per queste persone come te? Oppure c'è tutto tu che vai a bussare a tutte le porte come mi dicevi? Secondo me non stanno facendo assolutamente nulla, secondo me. Perché io ho 47 anni, vado in cerca, dicono che sono vecchio, però non mi sembra che sia vecchio. E poi vogliono i giovani con esperienza, però se sono giovani come fanno ad avere l'esperienza? Questo mi chiedo io. È molto difficile, non so più cosa fare. Cerco, ma non trovo mai nulla. Ecco, perché tu giustamente hai detto guarda Mirella che io non sto seduto in casa ad aspettare che mi arrivi il lavoro dentro, però non riesco a trovare niente. Trovare un lavoro per me è molto importante perché la dignità, soprattutto per una persona, in più una stabilità che si ha. Vieni qua Nicoletta, vieni vicino al tuo uomo, guarda come si guardano, questo è amore, è grande famiglia. Io ho visto una foto che è la foto del loro matrimonio. Già dalla foto si vede quanto bene si vogliono. Erano proprio innamorati e sono ancora tanto innamorati. Allora, per cortesia, vi date un grosso bacio. E questo, sì, lo vogliamo, perché un amore così grande deve terminare con un bacio bellissimo. Prego, a voi, cari. Che bella sta roba, che bella. Allora, dopo il bacio, io come faccio a non dare un assegno a questa coppia? Come fa? Allora prendiamo l'assegno, eccolo qua. Eccolo qua, l'assegno della grande famiglia, lo diamo a Nicoletta che se lo merita, no, di più, anche a te Luca. Mi raccomando ragazzi di combattere, ma di combattere sempre, perché io sono convinta che qualcosa succederà. Io sono convinta, veramente convinta che tu un lavoro lo troverai. E ecco, io ce la sto mettendo tutta e ti prometto che non mollerò e qualcosa salterà fuori. Un saluto che vuoi fare alla grande famiglia, cosa vuoi dire Nicola? Grazie a tutti, siete straordinari. Grazie a tutti e mi avete fatto felice oggi, veramente. E anche la Mirella vi dice ancora grazie. Ciao.